Sì, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Qualche anno fa, in una visita guidata che ho fatto quando lavoravo a Verona, non mi ricordo più se fosse a San Zeno o al Duomo di Verona, vedo a un certo punto sugli affreschi veramente delle incisioni fatte, coperte da un plexiglass. Allora ho chiesto alla guida, dico, ma avete messo il plexiglass in modo che nessuno ne faccia altre? No, ha detto, abbiamo messo il plexiglass per conservarle, perché tramite queste incisioni, queste cose che erano state scritte, noi siamo riusciti a ricostruire il viaggio che facevano i pellegrini dal nord per andare in Terra Santa, passando per le diverse chiese di Verona. Quindi quello era diventato a tutti gli effetti un reperto storico. Io sono molto contenta di ospitare questa parte di questo festival dovuto alla funambolica intelligenza, cultura di Alberto Tosofei, che è nostro socio, e siamo molto contenti e onorati, ed Esi Marangon, che lo diventerà se continuerà a fare questi festival. No, è molto importante, dicevo, perché è assolutamente inedito, costringerà i cittadini veneziani a controllare sempre di più tutti gli angoli della loro città e poi a comunicare ad Alberto, che è un grande mappatore, se qualcosa gli sia sfuggito. Dicevo poi al professore, che poi farà la relazione, che io da magistrato ex sono molto curiosa, perché formalmente tutte queste cose sono dei danneggiamenti, sono dei reati, ma quello che oggi è formalmente un danneggiamento domani diventerà oggetto di studio e magari rivelerà ai nostri posteri delle notizie su di noi che non si trovano in altre fonti documentali. Quindi grazie alle organizzazioni, grazie ai relatori e, come si dice al Festival di Sanremo, spereremo nella seconda edizione, presentata sempre da Alberto ed Esi Marangon. Grazie. Grazie ad Antonella Magaraggia, Presidente dell'Ateneo Veneto, che è la casa della cultura qua a Venezia, lo è da più di 200 anni. E io questa cosa la dico, è molto inelegante ma va detta. La Casa della Cultura di Venezia quest'oggi ci viene aperta gratuitamente, no, gratuitamente a voi che non avete pagato, ma gratuitamente al festival che è ospitato, quindi dall'Ateneo Veneto. Grazie ad Antonella, grazie a Silva Menetto che è qua a farci compagnia, grazie a Valerio Memo che sta dietro le quinte ma che è indispensabile. E noi siamo quindi felici soprattutto della risposta dell'intera città. Vi devo dire la verità, quest'idea folle che ci è venuta di fare un festival sui graffiti storici ha riscosso, a parte insomma, un successo di pubblico che, se era ovviamente auspicabile, non era prevedibile nelle dimensioni in cui poi si è verificato. Il festival, lo sapete, no? Ha previsto fino a oggi e fino a domani mattina alcune sessioni di visita che sono andate polverizzate in poche ore, al punto che abbiamo dovuto escludere, cioè chi faceva una visita non poteva fare le altre, no? Abbiamo stabilito questa regola così estemporanea. Domani il programma prosegue domani mattina al Lazzaretto Nuovo con una ulteriore visita, l'ultima prevista dal programma, che sarà condotta dalla professoressa Francesca Malagnini, che peraltro è qui con noi stasera e che collabora con Carlo Tedeschi, che vi introduciamo fra un istante. Francesca ha scritto già 2 libri ne ha scritti di più, ma sui lazzaretti veneziani, insomma ne ha scritti un paio, ai quali peraltro ci siamo rifatti per costruire il nostro volume complessivo sui graffiti di Venezia. Domani pomeriggio ci sarà una caccia al tesoro. A noi piace che questo festival, no, prosegua su più registri, quello scientifico,
e accademico, che è ciò che avviene qui oggi, anche se poi insomma lo verificherete con le vostre orecchie, la maniera insomma di parlare di questi temi sarà tutto fuorché accademica. E poi con una festa finale in Pescheria Grande, perché ci piaceva che questo patrimonio, no? Non è immateriale, ma non è neanche così visibile, no? Bisogna abituarsi gli occhi a vederlo. Credo che qualcuno di voi lo abbia già sperimentato, no? Questa mutazione di sguardo verso la città, che improvvisamente racconta storie, che improvvisamente diventa una cosa inedita, cioè i percorsi del nostro quotidiano che mutano aspetto. No? Qualcosa che noi pensavamo di sapere tutto, no? Della strada tra casa nostra e il nostro negozio, il nostro ufficio, e invece ancora questa città riesce incredibilmente a sorprenderci. Questo è un festival che nasce per volere dell'amministrazione comunale, nella persona di Linda Damiano, la Presidente del Consiglio Comunale, che ci ha veramente fortemente supportato, e di questo dobbiamo ringraziarla, e poi tutta una serie di partner, a cominciare dall'Ateneo Veneto, ma anche Fondaco dei Tedeschi, i musei civici di Venezia con la dottoressa Chiara Squarcina e la dottoressa Silvia Negretti, i Lazzaretti veneziani con Gerolamo e Giorgia Fazzini. Ecco, e tutte le persone, comprese quelle che vi verranno introdotte mano a mano in questa serata, che hanno detto sì, devo dire con grande slancio ed entusiasmo. Noi non abbiamo ricevuto rifiuti, insomma, per fare questo festival. Questa cosa ci entusiasma ancora di più, ci spinge a proseguire verso una seconda edizione, in cui faremo più visite, ecco, così cercheremo di accontentare più persone, ma soprattutto quello che ci interessa è che si parli, no, di questo argomento, in termini storici, perché è importante e lo verificheremo, ma anche in termini più concettuali, ma io non sono un uomo di concetto, quindi lascio che i concetti li esponga la mia compagna di merende. Allora, prima di cominciare volevo rassicurare tutti che non vogliamo invitare a imbrattare monumenti o a scrivere sui muri, non è lo scopo del nostro festival di graffiti storici. Noi non siamo tifosi, ci poniamo come osservatori di un fenomeno che è antichissimo e che fa parte della natura umana, quindi io in realtà non credo che il nostro parere possa essere influente in alcun modo, cioè noi possiamo incoraggiare o scoraggiare, ma non credo che cambi qualcosa. Ricordiamoci che le persone hanno sempre scritto sui muri, proprio come gesto, e lo hanno fatto e lo fanno tuttora anche mettendo a rischio la propria vita in alcuni paesi del mondo, ma lo stesso era Venezia fino a 70-80 anni fa, no? Pensate a cosa poteva voler dire scrivere un graffito contro il governo, contro le istituzioni durante l'epoca del regime, no? Si rischiava la vita. Ecco, se queste persone lo facevano in quel periodo, figurarsi se noi possiamo avere un qualche parere che possa influire su questo fenomeno antichissimo. Il titolo del festival è Urbs Scripta, è un titolo in latino ma piuttosto trasparente per tutti, quindi la città scritta. La città scritta perché le città del passato erano completamente scritte, cioè i muri delle città del passato, i muri di Venezia erano dei palinsesti, completamente ricoperti di scritte, incise, dipinte, fogli, foglietti, cartelli infamanti, insomma un po' di tutti i colori ce n'erano. Per cui la città era assolutamente vivida, il rapporto con le pietre era un rapporto vivo, erano pietre anche metamorfiche in qualche modo che accoglievano queste manifestazioni, un concetto molto diverso rispetto a quello, rispetto alla percezione che noi abbiamo oggi dei nostri monumenti, che a volte non possiamo neanche più toccare perché sono divisi da barriere materiali. Ecco, questo forse è un tema che poi approfondirà anche Carlo Tedeschi perché è parte del suo progetto. Ecco, a questo punto concludo il discorso su Urbs Scritta
scritta, città scritta, per cui non vogliamo concentrarci solo sulle iscrizioni, quelle più formali, istituzionali, ma anche sui graffiti, sui segni curiosi, le scritture effimere, le voci dai margini. Questo è il sottotitolo del libro, di un piccolo volume molto agile che è uscito per l'occasione, appunto per il festival, e di cui ci siamo occupati appunto di tutti questi temi. Perché quando parliamo di graffiti, ed ecco il motivo di questo festival, non parliamo mai di un po' di vernice sul muro, cioè i temi coinvolti sono altri, sono il controllo dello spazio pubblico, anche la repressione di ciò che avviene nello spazio pubblico, il nostro modo di abitare la città e il nostro rapporto con l'opera d'arte, con il monumento, che evidentemente è cambiata molto nel corso dei secoli, come è cambiata la nostra sensibilità. Ecco, a questo punto direi che possiamo cominciare il nostro dibattito e io inviterei appunto il professor Carlo Tedeschi a parlarci del suo intervento. Noi siamo molto onorati, siamo molto contenti di poterlo avere come nostro ospite, perché questo chiaramente è un festival divulgativo, è evidente, ma questo non vuol dire che i contenuti a cui voi che potrete ascoltare, che vedrete nel corso di queste manifestazioni siano mancanti di rigore scientifico o siano più scadenti di altre manifestazioni, per cui abbiamo voluto coinvolgere anche una parte più, diciamo, accademica. Quindi il professore Carlo Tedeschi è ordinario presso il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara ed è vincitore di un IRC, cioè il premio più prestigioso in assoluto in Europa, per cui anche con cospicui finanziamenti, per studiare proprio i graffiti in Italia e per creare anche un primo catalogo di tutti questi graffiti, perché guardate che è una fonte assolutamente inedita, trascurata e quindi finalmente meritevole di uno studio più approfondito, e i cataloghi servono anche a questo. Per cui diciamo, il professore si è occupato a lungo anche di storia della scrittura, non solo come evoluzione dei segni grafici, evoluzione delle lettere, no? Non è solo questo la paleografia, ma ha tutta una dimensione culturale e sociale anche molto importante che andava considerata, per cui da un punto di vista storiografico c'è questa parte consistente anche alle spalle dello studio della scrittura e dei fenomeni grafici. Forse possiamo cominciare. Grazie. Ringrazio veramente di cuore gli organizzatori di questo festival, Daisy Maragon e Alberto Tosofei. È un grandissimo piacere essere qui, presente a questa prima edizione, spero che sia veramente soltanto la prima, ed è un grande onore essere qui in questa sede, motivo per cui ringrazio sentitamente la Presidente Antonella Magaraggia. Ecco, festival il cui nome Urbs Scripta richiama molti concetti che sono noti a chi abbia studiato un po' di paleografia, a chi si sia accostato a questa disciplina, appunto con lo spirito che poco fa stava dicendo l'amica Daisy. La paleografia, sì, è lo studio della scrittura intesa come segno, però il segno va interpretato e va inserito all'interno di un contesto, che è un contesto cronologico, un contesto anche sociale. Ecco, per cui il tentativo che noi cerchiamo di realizzare con questo nostro incontro è proprio quello di dimostrare come i graffiti si inseriscono perfettamente all'interno del contesto della cultura scritta di una società. Ecco, quindi se i graffiti finora sono stati considerati, come dire, una parte poco considerevole della cultura scritta, ecco, grazie a questa sensibilità che emerge da
iniziative come quella a cui stiamo assistendo, credo che sia possibile finalmente avere una percezione diversa del graffito all'interno delle altre fonti scritte, che sono fonti librarie, sono fonti documentarie, sono epigrafi e quant'altro. Ecco, nel dare forma a questo intervento mi sono reso conto che il titolo Segni a margine, che voi vedete in questa slide, mi è sembrato più adeguato rispetto a quello che avevo a suo tempo concordato con Desi. Ecco, con Desi si era pensato ad un titolo del tipo I graffiti, una fonte storica trascurata. Ecco, come chiarirò tra poco, ho scelto di inserire nel nuovo titolo le nozioni di segno e di margine, perché contengono una serie di significati che si adattano perfettamente al caso della fonte storica che per convenzione chiamiamo graffiti. Ecco, vorrei dunque partire proprio dalla discussione di questi due concetti. Anzitutto perché segni e non scrittura, come pure ci si aspetterebbe nell'ambito di un festival intitolato Urbs Scripta. Ecco, nei graffiti il messaggio scritto può essere, e spesso è di fatto, alternato e complementare al disegno. E questo dimostra immediatamente la multimedialità intimamente connessa alla natura del graffito. In altri casi il messaggio può essere trasmesso anche soltanto attraverso il disegno, senza la scrittura. Il secondo termine è margine, e ho appreso che questo stesso termine è stato utilizzato nel libro che viene presentato in questa occasione. E margine è un termine carico di molteplici significati. Il primo significato si riferisce allo spazio fisico, alla materialità. In questo senso il margine è un luogo d'incontro. I margini delle pagine dei libri spesso contengono note lasciate dai lettori che testimoniano il loro incontro personale con i testi sulla pagina. Allo stesso modo, sui margini degli affreschi, i graffiti testimoniano un dialogo tra gli spettatori e le scene dipinte, tra gli spettatori e le figure, e talvolta anche con le iscrizioni formali che sono presenti e che si accompagnano alle rappresentazioni figurative. Sui pannelli dipinti i graffiti venivano scritti sui margini in modo che le figure non venissero deturpate, rivelando così rispetto e conformità ai valori espressi dall'opera d'arte. Riconoscere questi margini come spazi destinati alla scrittura sconvolge in un certo senso le nostre certezze sulla presunta appropriazione indebita delle superfici, così come sulla natura avventizia e quasi parassitaria dei graffiti. Nell'immagine che sto mostrando vedete un particolare di uno dei pannelli che compongono il ciclo degli affreschi della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi. E voi qui vedete come, ecco, il circolo in bianco indica il luogo in cui il particolare è inserito. Ecco, qui potete constatare come qualcuno abbia utilizzato questo spazio vuoto per scrivere un testo che
prende ispirazione direttamente dall'osservazione dell'affresco. Nell'affresco è rappresentato San Francesco che dona il suo mantello al povero, e il testo, vedete, un testo molto lungo, parla del peccato di avarizia, dell'avarizia, e invita a comportarsi come Francesco. Quindi è esattamente quello che stavo dicendo, è la dimostrazione di come qui non c'è una appropriazione indebita dello spazio. C'è qualcuno che ha potuto disporre dello spazio, tra l'altro disponendo di un tempo molto lungo, possiamo immaginare. Non si tratta soltanto di uno sgraffio, si tratta di molte parole una dietro l'altra che compongono un testo assai complesso. E per scrivere un testo di questo tipo possiamo immaginare che non fosse necessario soltanto un paio di minuti, ma un tempo che possiamo dire sufficiente a far accorrere qualcuno dei guardiani che erano addetti alla tutela dell'ambiente. Se i guardiani non sono intervenuti, evidentemente questo gesto di scrittura non era avvertito come illecito. E qui è un altro caso proveniente da un'altra chiesa umbra, quella di Santa Maria in Campis a Foligno, in cui al di sotto della scena del lago di Tiberiade viene scritta questa frase in latino: fluctuat at nunquam mergitur ista navis. Ecco, quindi l'osservatore che appunto vede questa scena è ispirato dalla scena stessa e lascia un pensiero che è in linea con quello che sta vedendo. Sui pannelli dipinti i graffiti venivano scritti sui margini, in modo che le figure non venissero deturpate, appunto, come dicevo poc'anzi. E quindi ecco, è importante riconoscere questa marginalità fisica come portatrice di un valore, ecco. Ma oltre a questa marginalità fisica ne esiste un'altra che è legata alla scrittura e al linguaggio. Infatti i graffiti sono la fonte primaria di conoscenza delle scritture dei semi-alfabeti, cioè di quelle scritture che sono al confine tra la padronanza e l'inesperienza della comunicazione scritta. Allo stesso modo, da un punto di vista linguistico, i graffiti dimostrano tutte le gradazioni del latino in evoluzione verso i vernacoli romanzi e, all'interno di questi ultimi, l'uso di testualità che vanno dalla piena consapevolezza all'improvvisazione. Accanto ai suddetti significati di marginalità, che sono profondamente radicati nella realtà della comunicazione storica, troviamo un altro tipo di marginalità che è associato ai graffiti ed è la marginalità storiografica. Tale marginalità riflette la moderna percezione negativa riguardo ai graffiti, considerati come espressioni di contestazione violenta e perciò inaccettabile. Si tratta della stessa percezione che giustifica la criminalizzazione dei graffiti in molti sistemi legali moderni. Tale significato, sebbene anacronistico, ha comunque contribuito alla separazione dei graffiti
dal resto della produzione scritta medievale e della prima età moderna, come i codici, le iscrizioni formali, i documenti e altri materiali d'archivio. Se guardiamo i graffiti nel loro contesto storico, ci rendiamo conto che essi sono, direi, consustanziali al sistema di comunicazione del loro tempo. Gli storici hanno finora considerato soltanto la parte alta di quel sistema di cultura grafica, quella parte appartenente alle istituzioni, sia religiose che laiche, e alle élite. La conditio sine qua non per comprendere quel sistema nel suo insieme è assicurarsi che la parte inferiore, chiamiamola così, a cui i graffiti appartengono, sia ugualmente integrata nella teoria e nella pratica storica. Perciò, piuttosto che applicare ai graffiti valori e punti di vista che appartengono alla cultura contemporanea, è cruciale cambiare la nostra prospettiva, esaminando i graffiti nel loro contesto originale, al fine di comprendere la loro natura, funzione e ruolo in relazione a tutti gli altri media scritti e figurativi. E passiamo ora al termine che designa l'oggetto del nostro incontro, ovvero i graffiti. Soffermarci sul nostro modo di intendere questo termine è importante. È importante poiché, contrariamente ad altre categorie di fonti scritte, libri, documenti, epigrafi, di fatto non esiste una definizione univoca e universalmente condivisa. Graffito è una parola relativamente recente, essendo stata introdotta nel lessico archeologico soltanto intorno alla metà del XIX secolo da Raffaele Garrucci nel suo Graffiti de Pompei. Il termine deriva dal verbo italiano graffiare, a sua volta derivato dal latino graphium, ovvero lo stilo, lo strumento scrittorio utilizzato per scrivere su superfici dure, ad esempio le tavolette cerate, ma appunto gli intonaci, la pietra. Dunque, stando all'etimologia, graffito si riferisce alla tecnica di scrittura a sgraffio realizzata facendo uso di una puntatura. Tuttavia, secondo la definizione solitamente accettata nella bibliografia specialistica, il termine indica, con un'estensione semantica, tutte le forme di scrittura o di scrittura con disegno, ma eventualmente anche di disegno senza scrittura, realizzate su una superficie non destinata principalmente a questo scopo, indipendentemente dalla tecnica utilizzata. Quindi non soltanto testimonianze realizzate a sgraffio, ma anche eseguite a carboncino, a sanguigna, a pennello o addirittura, ad esempio sulle superfici morbide come certi intonaci ipogei, non intonaci, diciamo delle rifiniture di pareti realizzate con argilla, quindi materiale morbido. Addirittura il dito può essere utilizzato come strumento di scrittura. Ecco, quindi in questa definizione l'attenzione si sposta dallo strumento alla materia scrittoria, la quale è ovviamente un altro elemento da considerare, ma ancora una volta non è sufficiente a cogliere l'essenza del graffito. Ecco, se si vuole, gli aspetti materiali relativi alle caratteristiche dello strumento e della materia scrittoria conseguono da un aspetto ancora più connotante, ovvero dalla funzione svolta dal graffito.
Chi scrive un graffito lo fa per comunicare attraverso parole scritte o attraverso immagini la propria condizione, il proprio pensiero, le proprie emozioni. Si tratta di quell'esigenza comunicativa, lo diceva poco fa anche Desi, primaria e inestinguibile che caratterizza la specie umana fin dagli albori della civiltà. Parlando poi di scrittura, un altro elemento da considerare è il seguente. Chi scrive su un muro, usando una puntatura o un carboncino, oppure il pennello e la vernice, opera in una condizione sostanzialmente diversa da quella in cui si trova lo scriba, il notaio, il cancelliere, insomma tutte o quasi tutte le categorie di scriventi, professionisti, che ci hanno trasmesso la quasi totalità delle testimonianze scritte medievali, ovvero quelle testimonianze destinate alla conservazione presso appositi luoghi a tal fine destinati, gli archivi, le biblioteche. I graffiti sono fra le poche, e per certi periodi possiamo dire pochissime, ad esempio se pensiamo all'Alto Medioevo, testimonianze di scrittura non professionale e non commissionata, frutto di una iniziativa ascrivibile al solo individuo che può avere raggiunto diversi gradi di competenza grafica, dal più alto fino al livello di semialfabetismo. Questo aspetto può essere considerato veramente peculiare e qualificante dei graffiti rispetto alla stragrande maggioranza delle altre fonti scritte medievali, fonti che sono prodotte per soddisfare la richiesta di un committente, fosse questi un'istituzione religiosa o un membro dell'elite secolare. Quindi, tutto considerato, e in accordo con la definizione di iscrizione proposta da Robert Favreau, che si concentra sulla funzione piuttosto che sugli aspetti tecnici e materiali, i graffiti possono essere considerati una forma di comunicazione per scrittura e immagini realizzata su una superficie non primariamente progettata per questo scopo, usando uno strumento occasionale ma indipendentemente dalla tecnica impiegata e in una condizione di autonomia dello scrivente rispetto ad una qualunque committenza e o autorità. Sebbene l'origine della parola graffito sia legata ad un contesto strettamente accademico, nel corso della seconda metà del Novecento essa è stata adottata nell'ambito dell'inglese americano, da cui poi si è diffusa in molte altre lingue, ad indicare fenomeni di street culture, quali il cosiddetto graffiti writing o semplicemente writing, i tags, tutti fenomeni caratterizzati da una forte componente di contestazione antisistema e rientranti nella categoria degli atti vandalici, tanto da essere oggetto di sanzioni penali in alcuni sistemi giuridici occidentali. Ecco, se consultiamo alcuni fra i principali dizionari moderni, ci rendiamo conto che la parola graffito è solitamente associata al concetto di illiceità. Prendiamo ad esempio il Cambridge Dictionary, dove si dice che i graffiti sono writing or drawings scrawled, scratched or sprayed illicitly on a wall or other surface in a public space. Quindi sono una forma di comunicazione illecita e trasgressiva. Ecco, la diffusione del termine nell'ambito della cultura contemporanea
ha inevitabilmente finito per conferire una coloritura, una connotazione di illiceità alla nostra percezione di simili fenomeni nel mondo antico. Lo possiamo constatare facilmente nell'atteggiamento di storici dell'arte, epigrafisti, paleografi, per i quali il graffito ha tradizionalmente occupato il posto di una testimonianza, nella migliore delle ipotesi appena degna di essere presa in considerazione. Quindi il graffito è in tutti questi casi una sottocategoria delle testimonianze epigrafiche, chiamiamole così, ufficiali o formali. Ecco, un simile atteggiamento ha avuto e ha tuttora evidenti riflessi anche nella pratica di intere generazioni di restauratori che hanno considerato i graffiti come inquinamento visivo secondo una visione idealistica dell'opera d'arte considerata per definizione intangibile. Ma chi studia la storia, evitando di applicare anacronisticamente la mentalità presente al costume di società passate, ha il dovere di chiedersi se i graffiti nel mondo antico e medievale abbiano condiviso con quelli del mondo contemporaneo proprio questo attributo, l'illiceità, che contraddistingue questi ultimi. Recenti studi hanno contribuito a chiarire in maniera, direi, definitiva che le società antiche e medievali non percepivano affatto il graffito come atto illecito, e potrei citare una buona serie di monografie che si sono occupate specificamente di questo aspetto. Cito ad esempio i lavori di Véronique Plesch, i lavori di Rebecca Benefiel sui graffiti del mondo antico. Cito un recente libro di Chloe Regazzoli dal titolo Scribbling Through History del 2018. Ma direi che più in generale tutto questo appare evidente a chiunque si occupi personalmente, si avvicini personalmente al mondo dei graffiti, sia del mondo antico che medievale. Ecco, e qui faccio vedere un'altra immagine sempre dalla Basilica Superiore di San Francesco, dove appare evidente, insomma, questo fatto che la scrittura è talmente fitta da non poter costituire un fatto illecito. Ecco. Dopo aver cercato di chiarire alcuni fra i principali concetti evocati dal termine graffiti, se noi vogliamo effettivamente includere i graffiti nella categoria delle fonti storiche, dobbiamo chiederci cosa possano aggiungere rispetto alle fonti più comunemente prese in considerazione, frequentate dagli storici. Ecco, a tal fine credo sia utile presentare una carrellata di esempi in diversi contesti cronologici e geografici, limitando il nostro pur brevissimo excursus ai graffiti in scrittura latina, ovviamente, ma siamo perfettamente consapevoli che alcuni fenomeni che noi constatiamo nel mondo occidentale sono presenti anche in molte altre culture, naturalmente nella cultura bizantina, ma non solo. E cominciamo quindi il nostro percorso dal mondo romano, dall'età imperiale, e naturalmente una parola non può non essere detta sui graffiti di Pompei, che costituiscono dal punto di vista storiografico
proprio, possiamo dire, l'incipit dell'interesse rivolto nei confronti di questa particolare testimonianza. Ecco, nel mondo romano, sicuramente in contesti urbani, ma non soltanto, pensiamo ovviamente a Pompei, Ostia, Roma, ma conosciamo anche molti contesti rurali. Ad esempio in Austria c'è uno straordinario contesto costituito dalle miniere di Magdalensberg, dove sono presenti moltissimi graffiti che sono stati oggetto di studio. Ecco, i graffiti nel mondo antico sono presenti un po' ovunque, li troviamo dappertutto, in templi e aree sacre, in case private, in esercizi pubblici di diversa natura, dalle osterie ai bordelli, alle terme, alle scuole, ai luoghi di lavoro, come nel caso delle miniere di Magdalensberg. Ecco, similmente al contesto, anche il contenuto è estremamente variegato. Troviamo citazioni letterarie, Virgilio, Orazio, Properzio sono fra gli autori più citati, spesso in un latino che lascia trasparire l'appartenenza dello scrivente alla categoria dei semicolti. Questo ovviamente è molto interessante perché lascia intuire il grado di pervasività della cultura letteraria non soltanto fra le élite urbane, ma anche fra gli strati socialmente meno avvantaggiati. Ma oltre alle citazioni letterarie si trovano brevi componimenti poetici che sono ascrivibili allo stesso scrivente. Qui ne vediamo un esempio. E anche questo è un fenomeno molto interessante che è stato studiato recentemente da Cristina Milnor nel 2014 e che fa comprendere i riflessi e direi anche le rifrazioni della civiltà letteraria latina sul cittadino comune, non appartenente alle élite culturali. Ecco, anche chi non appartiene all'élite è in grado, dimostra di essere in grado di comporre dei componimenti poetici di una qualche natura. Naturalmente sono frequentissimi i ricordi personali, dalla generica attestazione di presenza, hic fuit, ecco, che poi ritroviamo nel tardo Medioevo, al ricordo di incontri conviviali, al ricordo di performance erotiche, ai conti di bottega. E qui a questo proposito non posso non mostrare l'immagine di questo piatto da un sito archeologico nel sud della Francia, con Datomagos, da cui provengono centinaia di ostraca scritti dagli operai stessi della fornace e che recano una straordinaria testimonianza del grado di alfabetizzazione di questi individui, che non erano certo dei letterati, ovviamente. Ecco, alla varietà testuale fa riscontro anche una notevole varietà grafica, essendo attestate tutte le tipologie grafiche del mondo romano, dalla capitale di tipo epigrafico alla capitale libraria, la cosiddetta rustica, alla corsiva antica, alla corsiva nuova. Ed è poi interessante notare che proprio nell'ambito della produzione a sgraffio, nell'ambito della produzione di graffiti, sono stati notati da Armando Petrucci
fenomeni grafici quali la comparsa di forme preminuscole o anche più decisamente minuscole, che attraverso un processo di selezione di varianti grafiche conduce intorno alla metà del III secolo alla sostituzione della corsiva antica con la corsiva nuova. E passiamo alla tarda antichità. La varietà riscontrata nei graffiti antichi, varietà di contesto, di contenuto, di forme grafiche, tende progressivamente a scomparire nel corso dei secoli che vanno sotto il nome di antichità tarda. Dal punto di vista del contesto, i luoghi deputati alla produzione di graffiti si restringono a pochi, essenzialmente tutti legati a funzioni funerarie o sacre. Conosciamo bene il caso dei graffiti rinvenuti nelle catacombe di Roma, per essere stati oggetto di studio già nel corso del XIX secolo da parte del pioniere dell'epigrafia cristiana, Giovanni Battista de Rossi. In questo caso si tratta per lo più di testimonianze di natura devozionale, legate alla presenza nel cubicolo di corpi di santi. Qui abbiamo il caso delle catacombe di San Sebastiano, dove è presente, vedete, sono presenti diverse invocazioni agli apostoli Pietro e Paolo. Si legge nell'iscrizione più leggibile: Paule ed Petre petite pro victore. Meno conosciuto, ma altrettanto interessante, è il caso dei graffiti di Parenzo, in Istria. Graffiti che sono presenti sulle lastre marmoree che ricoprono l'emiciclo absidale della chiesa di Santa Maria. In questo caso si tratta di graffiti obituari che ricordano con brevissime formule data dell'obitus, ovvero della morte, e il nome del defunto, appunto il giorno della morte di personaggi legati alla basilica. Qui vedete un paio di esempi, vedete nono dies calendas februarias obitum Germanus, die decimo calendas Januarias obitum Ioannes Campari. Ecco, in un latino che vedete già presenta fenomeni di corruzione abbastanza avanzati. Ecco, e sempre nell'ambito della produzione obituaria ho piacere di presentare anche questo curioso caso relativo a due iscrizioni che ho rinvenuto qualche anno fa a breve distanza dall'abitazione di una persona a me cara, cioè mia madre, in un paese della Viterbese, a Vetralla. E qui si tratta di due iscrizioni obituarie relative alla sepoltura di due infanti neonati, uno dei quali non aveva neanche il nome, vedete, Deposio Pisinni, dove Pisinnus è l'equivalente di piccolino, ecco, quindi è un bambino che non aveva neanche ancora ricevuto un nome. E nella seconda iscrizione, quella più lunga, a destra, si legge una data consolare: Costantino et Constante Augustis. Quindi questo ci dà la possibilità di datare ad annum questo intervento al 337, quindi ci permette di stabilire che queste testimonianze sono
le più antiche di fatto testimonianze cristiane di scrittura funeraria cristiana nell'intera area dell'Alto Lazio, insomma della Tuscia meridionale. Passando invece al Medioevo, rispetto alla tarda antichità, nell'Alto Medioevo si notano alcuni elementi di continuità, ma anche elementi di cambiamento. Gli elementi di continuità sono costituiti dalla dislocazione dei graffiti in siti esclusivamente ecclesiastici, chiese e monasteri, o comunque legati al sacro. Ecco, cambia rispetto al tardo antico il rapporto fra i graffiti obituari e quelli devozionali. Nella tarda antichità i primi, quelli obituari, sono ampiamente prevalenti, mentre dal VII-VIII secolo in poi i secondi diventano la stragrande maggioranza, probabilmente in conseguenza dell'incremento dei pellegrinaggi devozionali, appunto, un fenomeno storico che conosciamo anche attraverso altre fonti, naturalmente. Ecco, lo studio dei graffiti è talvolta cruciale per comprendere non soltanto la cronologia, ma anche la natura di un dato spazio. Quindi per comprendere il rapporto fra lo scrivente, il potenziale lettore e lo spazio in cui sono presenti i graffiti. E voglio fare soltanto qualche esempio per dimostrare questa evidenza. Qui siamo ancora una volta nella provincia di Viterbo, a Sutri, in una chiesa rurale intitolata a Sant'Eusebio vescovo di Sutri, e siamo in presenza di un graffito del IX secolo scritto in onciale, un onciale, vedete, che presenta dei fenomeni di mescitanza con altre forme con lettere di forme capitali. Ecco, ma qui è molto importante notare che questo graffito anzitutto ci dà un termine cronologico fondamentale per datare l'ambiente e al tempo stesso ci consente di stabilire che c'è un culto dedicato a San Benedetto, Benedictus Sanctus Aiuta. Quindi si tratta di un monastero benedettino. Questo è un altro graffito dello stesso sito e si vede che sempre databile all'VIII-IX secolo, e anche qui c'è l'indicazione di un culto proprio a Sant'Eusebio. E qui siamo nel tempietto sul Clitunno, in provincia di Perugia, ecco, e qui siamo in un contesto apparentemente del tutto, diciamo, un bene naturalistico. Sono grotte naturali in provincia di Bari e di Taranto, e sarebbe del tutto naturale questo bene se non fosse per la presenza di graffiti che attestano nel XI-XII secolo la presenza di culti legati alle acque presenti all'interno di queste grotte. Quindi è fondamentale l'apporto dei graffiti per trasformare, diciamo, per indicare un uso nel corso della storia. Questo è un altro esempio di un'altra località, sempre. Non mi soffermo su questo perché mi sono dilungato un po' troppo, e vado
Ecco, un'altra svolta nella storia dei graffiti è possibile individuarla nel tardo Medioevo, soprattutto dal XIV secolo in poi. Il cambiamento investe anzitutto i luoghi, non più solamente ecclesiastici, ma anche palazzi di città, dimore private, biblioteche. Ma il cambiamento coinvolge anche i contenuti, le forme della scrittura parietale. Come è ben noto, in questa stessa epoca lo spazio urbano nel suo complesso recupera la sua funzione, sostanzialmente perduta nel corso dell'Alto Medioevo. Spazio di scrittura, urbs scripta. Per quanto riguarda i contenuti, il graffito, per secoli identificato con il ripetitivo gesto di devozione del fedele, assume ormai su di sé una veste multiforme. Pur continuando ad essere gesto di devozione, diventa anche riflessione o preghiera puramente personale, oppure ricordo di eventi memorabili per la collettività, eventi meteorologici, sismici, eventi prodigiosi come qui, vedete, è ricordato un miracolo della Madonna a Loreto Aprutino in provincia di Pescara. Ecco, e qui altri eventi ricordati in altri siti. Ecco, ricordi che aggiunti uno all'altro, uno dopo l'altro, formano delle vere e proprie cronache cittadine dalle quali traspare il forte senso di appartenenza del singolo alla comunità, un forte senso di partecipazione alla vita della città. Quanto infine alle forme grafiche, quelle attestate nei graffiti riflettono la ricchissima realtà della cultura grafica tardomedievale. Per concludere, l'analisi del fenomeno graffiti ci rende ancora una volta consapevoli della profonda differenza tra l'atteggiamento altomedievale e quello tardomedievale e moderno nei confronti della scrittura e della cultura scritta in generale. Nel primo Medioevo l'atto di scrivere nomi sui muri sacri stabiliva un rapporto diretto tra esseri terreni e esseri sovrannaturali, svolgendo così una funzione altamente simbolica. Dal XIII e ancora di più dal XIV secolo in poi, lo stesso atto, sebbene ancora inserito in un contesto profondamente religioso, diventa un mezzo per creare una narrazione collettiva della devozione, come reso evidente dalla comparsa e dalla diffusione della formula hic jacit, significativamente una formula presente nel mondo antico, nei graffiti romani, scomparsa nell'Alto Medioevo e poi ricomparsa e riutilizzata a partire da questo momento in poi. Ecco, direi che mi fermo qui e vi ringrazio per avermi ascoltato con pazienza. Si sente bene. La ringraziamo per questo intervento molto denso anche di contenuti. Quindi abbiamo scoperto che in realtà i graffiti antichi sono sui monumenti e non sono i writer moderni a scrivere sui monumenti, anzi quei graffiti si sono salvati proprio perché erano su dei monumenti. Poi il concetto di voce dai margini è interessantissimo, anche su Venezia, perché spesso quando si parla di Venezia sembra che sia stato detto un po' tutto, no? Per cui si parla però sempre di una storia fatta dall'elite in qualche modo, sì, da chi sa leggere, scrivere, da chi ha questo privilegio, dagli artisti, dagli intellettuali, ma le persone comuni non fanno la storia, la fanno, però se non interpretiamo le fonti giuste non avremo risposte e i graffiti sono una fonte nuova in questo senso.
Vuoi aggiungere qualcosa, Alberto, o di subito introduciamo la prossima relatrice, che è appunto Francesca Salatin, che ci parlerà invece di un altro tema importantissimo, che è quello del restauro, perché, come faceva notare appunto il professor Carlo Tedeschi, questo pregiudizio sui graffiti come atto vandalico ha influenzato moltissimo anche la nostra percezione su i graffiti più antichi. Allora Francesca Salatin si è laureata in architettura e ha conseguito un dottorato di ricerca in storia dell'architettura e dell'urbanistica. Attualmente lavora come architetto alla Fondazione Giorgio Cini qui a Venezia e progetta e coordina interventi di restauro. Ed è inoltre docente a contratto anche allo IUAV, per cui insomma avremo un po' un fronte comune a 360 gradi sullo studio dei graffiti in generale. Prendo io? Sì. Ecco, prendo un secondo la parola, nel senso che mi diverte raccontare come ci siamo conosciuti. Volentieri. Ci siamo conosciuti proprio alla Fondazione Cini. Io un anno fa, forse un po' di meno, un po' di più, insomma diciamo un anno fa, c'è stato un incontro post-pandemico di Europa Nostra, che dà dei premi per la cultura, insomma, e c'era questo grande evento finale alla Fondazione Cini, dal quale io dopo un po' mi sono sfilato per farmi i guardarmi tutte le colonne, perché ormai sono malato di mente, e ho trovato dei segni, in particolare ho trovato su un ripiano tra due colonne del primo chiostro, quello più grande, una meridiana, no? C'è i segni di una meridiana, no? E anche questo è interessante, insomma. La faccio vedere ad alcune amiche che erano lì, no? Perché ormai non faccio altro che parlare di graffiti, infatti ho perso un po' di amici nel percorso, sono diventato un po' monotematico. E ne hai acquisiti altri però. Ecco, monotematico, e per fortuna devo dire passa adesso non so chi, ma della fondazione, e mi dice no, ma qua deve venire la Salatin, no? E la Salatin è venuta perché quella era la sua clessidra. Sì, era la mia meridiana, La meridiana, che non funzionava. la clessidra, sì. ma è meridiana. E così abbiamo fatto questa conoscenza. Poi lei stessa ci ha fatto vedere altre testimonianze che sono presenti, perché insomma occupandosi di pietra, ma ora lo vedremo, riesce a capire A volte. sì, che cosa è e che cosa non è, e così è iniziato il rapporto. Poi si sono conosciute tra loro, si sono piaciute un sacco, sì, perché poi insomma, e da allora eccoci qua a parlare di graffiti. E io vi restauro. ringrazio molto per questa occasione. Ecco, il mio lavoro, come Alberto vi ha raccontato, si occupa tutti i giorni, anche fare tutti i giorni col tema della memoria. Occuparsi di conservazione è innanzitutto occuparsi di memoria, e il tema dei graffiti pone in questo senso, nell'ambito del restauro, spesso delle questioni che rimangono aperte, ne solleva altre che sembravano chiuse, insomma porta un po' a corrosione, un po' a smagliatura quello che sembrava un dato di fatto, qualcosa di acquisito, delle certezze anche in quest'ambito. Non a caso io spesso, mi capita di insegnare ai ragazzi, uso proprio il tema dei graffiti per fare delle polemiche, dei paradossi, no? Perché ben si presta a questo scopo. Inizio con questo tema, con questo titolo, scusate, che è anche questo volutamente polemico, perché mette a confronto due locuzioni, due termini che sono in contrasto tra loro, no? L'idea del vandalismo che spesso noi associamo all'idea dei graffiti, e invece quello della testimonianza che l'intervento del professore ha ben evidenziato. E soprattutto voglio parlarvi di questioni aperte. Lo faccio a partire da una storia. Questo monumento, che all'epoca della foto era appena stato restaurato, e l'architetto che si è occupato dei restauri lo ha illustrato a degli studiosi che erano in visita. Nell'illustrare il restauro di questo monumento si accorge di quelli che noi potremmo chiamare graffi, segni, e va su tutte le furie pensando che si tratti di un errore della lavorazione. Si arrabbia con quei restauratori pensando che abbiano utilizzato degli strumenti non consoni, nello specifico una spazzola di ferro, e che abbiano lasciato appunto
delle tracce. Con molto garbo, devo dire, lo studioso fa notare che quelli non sono degli strissi, li chiameremo in veneziano, ma sono dei graffiti. Eccoli qua. Siamo su una delle colonne del cosiddetto Portale dei Huora all'isola di San Giorgio Maggiore e si leggono molto male, ma credo li riusciate a vedere. In basso forse qualcuno riesce a leggere una data, 1777. Io non sono riuscita a leggere che cosa ci sia scritto, però è evidente che non si tratta di un errore di lavorazione. Questa vicenda secondo me è molto significativa. È molto significativa in primis perché è autobiografica. Io sono l'architetto e Desi è lo studioso che mi ha fatto notare questo errore, ma è assolutamente significativa perché pone quella questione che ha introdotto Alberto nella sua, con le sue parole iniziali, cioè quella capacità di vedere. Quello che a me è mancato in questa occasione è stato lo sguardo. E questa cosa mi ha colpito molto perché se invece di trattarsi di un qualcosa di inciso sulla pietra fosse stato un segno lasciato a sanguinea, a carboncino, insomma qualcosa di facilmente asportabile con una pirritura, la mia mancanza di sguardo avrebbe portato ad una perdita. E questo è un tema significativo, soprattutto quando ci occupiamo di memoria, di monumenti, abbiamo a che fare con il tramandare al futuro un patrimonio. Qualsiasi intervento di restauro, anche il più ben condotto, anche quello che si impone il minimo intervento, è un atto trasformativo. E in qualità di atto trasformativo è per forza un atto critico non esposto verbalmente, ma esposto appunto in azione e proprio in virtù di questa responsabilità deve fare della conoscenza, di quel saper vedere che citava Alberto, un atto d'obbligo. Perché è fondamentale saper vedere? Perché in base a come noi leggiamo, a come noi vediamo, a come noi interpretiamo, trasmettiamo al futuro. Vi faccio vedere un esempio, non riguarda strettamente i graffiti, ma secondo me è significativo. Siamo sempre a San Giorgio, scusate la ripetitività degli esempi, ma io difficilmente da lì mi muovo. E quindi ce li ho sott'occhio. Come potete vedere, questo è il sagrato e questa è la pavimentazione di San Giorgio Maggiore che durante i restauri, presumo degli anni 50, è stata smontata e rimontata male. Perché lo vedete chiaramente, no? C'è il puntatore qui? Eccoci qua. Ci sono tutti i pezzi, ma sono disposti a casaccio. Chi lo ha rimesso in sede ha interpretato questi elementi di pietra come parti di una pavimentazione e quindi poco importa se questo sta in orizzontale o in verticale, no? Ci si cammina sopra perfettamente. Il messaggio contenuto, il messaggio che andava trasmesso si è, se non perso, lacerato, comunque logorato. E questo è significativo di quello che succede quando noi non riusciamo a vedere. E allora, se immaginiamo qualcosa come l'immagine precedente, su qualcosa come una pietra, con una scritta facilmente leggibile, in un contesto facilmente interpretabile, proviamo a immaginare... Forse non lo possiamo chiamare propriamente graffito, però forse sì, visto l'ampio ventaglio semantico coperto da questo termine, cosa può succedere a un segno del genere? Questo è un marchio di lavorazione, un marchio legato al legno, ma Desi e Alberto ne hanno raccolti molti relativi alla pietra nel loro libro, un'intera sezione dedicata a questo tema, che potrebbe facilmente andarsene, per esempio, con un metodo di pulitura invasivo come è la sabbiatura, ampiamente utilizzato sia sulla pietra sia sul legno. E questa è una testimonianza cruciale perché ci racconta una storia di provenienza, una storia che è datante, che racconta un percorso, che racconta di rapporti commerciali, che racconta del lavoro di persone che potrebbe andare persa. Non si vede un pezzo del mio lavoro. Ecco qua. Scusate, l'animazione non era prevista. Alcuni contesti, come quello francese, hanno fatto proprio dell'analisi dei marchi sulla pietra, nel caso specifico, una serie di studi molto approfonditi e delle specifici affondi di ricerca. Il contesto italiano è un po' più indietro da questo punto di vista, ma è significativa la presenza di questi segni, li vedete benissimo in Palazzo Ducale, credo, no? Sulla pietra perché
consentono non solo di raccontare una storia, ma anche capire, per esempio, l'evoluzione di una fabbrica, che in termini non solo storici, ma ad esempio anche statici, è assolutamente funzionale a chi come me si occupa di restauro. Questo è un lavoro condotto dal professor Danzi, per esempio, sulla Basilica Palladiana, dove sulla base del riscontro dei marchi dei lapicidi è riuscito a stabilire quali parti fossero o meno state restaurate, quindi è riuscito a stabilire una cronologia relativa al manufatto, ed è sicuramente un risultato importante. Voi capite perché la permanenza di questi segni risulta fondamentale. Ecco, vi ho mostrato la trave di legno, ma provate a immaginare che cosa vuol dire la conservazione, per esempio, di un manufatto come quello alle mie spalle. Siamo a Palazzo Vecchio, qualcuno di voi lo conosce, è l'importuno che una tradizione assegna a Michelangelo. Non sono a conoscenza di studi su questo graffito, se non una pubblicazione su Art Dossier che mi sembra riconduca, avvicini proprio a Michelangelo questo manufatto, però vedete bene in che posizione siamo e capite anche quali sono i problemi conservativi legati al mantenimento di questa testimonianza. Ovviamente in questo caso il saper guardare ha probabilmente giocato a favore della conservazione di questo elemento. Il fatto che una tradizione lo colleghi a Michelangelo, un nome così autorevole, ne ha probabilmente garantito una sopravvivenza, perché siamo davanti a un supporto chiaramente molto molto fragile. Ovviamente la conoscenza, come abbiamo appena detto, rappresenta lo scudo principale per la conservazione di queste manifestazioni. Ovviamente esistono i dispositivi di legge che tutelano dall'asportazione dei graffiti, che tutelano gli edifici storici che presentino meno graffiti, per cui sicuramente c'è una ossatura legislativa da questo punto di vista, ma ancora di più può fare la conoscenza, cioè quel saper guardare che citava Alberto. La catalogazione in questo senso è fondamentale. Il lavoro che loro hanno fatto ha aperto, e la vostra presenza credo che ne sia fecondo testimone, gli occhi a una città sul proprio patrimonio. Abbiamo tutti guardato con occhi diversi, no? Le pietre che ci stavano accanto. Questo è il catalogo generale dei beni culturali, cioè è il catalogo del Ministero, dell'ICCD, per il censimento dei beni culturali. Io ho provato a inserire la parola graffito, graffiti e la selezione Veneto, e il risultato è stato un po' scadente. Ci sono 64 risultati, per esempio. Sforzi invece di altro tipo sono stati fatti e sono assolutamente meritori in altri contesti, spesso sollecitati da iniziative inizialmente private e poi accolte e sostenute, per esempio in questo caso dalla Regione Autonoma Friuli. Questo è un lavoro secondo me molto interessante, perché ci parla dei graffiti della Grande Guerra. Come potete vedere ci sono delle schede, non sono un'esperta in questo settore, ma mi sembrano ben condotte e sicuramente ricche di informazioni, e il fatto stesso di riuscire a fotografare, ad avere una testimonianza iconografica della presenza di questi graffiti ci aiuta nella direzione della conservazione. Ecco qui un lavoro assolutamente puntuale. Questo è stato fatto parallelamente su Villa d'Este e su Villa Adriana, con dei metodi di analisi non invasivi, quindi con degli scanner 3D che hanno cercato non solo di registrare il fenomeno del graffito, ma anche di isolarlo e quindi considerarlo in modo separato da il suo depositarsi sull'opera d'arte. È un'attenzione che è nuova, che è sempre crescente e che si sta avvalendo sempre di più dei metodi di indagine innovativi e soprattutto non invasivi. A volte non basta, a volte la conoscenza non è sufficiente.
Questo è un caso credo noto. Nonostante una pensilina a protezione e nonostante una targa che ne ricordava il valore, questo nel 2019 l'eccessiva solerzia di un operatore dell'ufficio del decoro urbano del Comune di Roma ha portato alla cancellazione di questa importante scritta realizzata per le prime elezioni della Repubblica. Vota Garibaldi, lista numero 1. Le polemiche sono state tantissime, nel senso che è stato puntato il dito contro un ufficio che per sua stessa funzione avrebbe dovuto invece sostenere, riconoscere quello che è il decoro, quello che è il garbo. Al di là della perdita che è stata temporanea, vi faccio notare quello che è stato l'intervento, cioè una mano di giallo a coprire con scarso decoro, insomma, ecco. E qui il saper guardare ritorna con prepotenza. Qui non si è riusciti a vedere né la scritta, ma neanche tutto ciò che stava accanto. Le responsabilità sono molteplici e infatti c'è stato un gioco politico anche fin troppo sostenuto su questa vicenda. Però è significativo per noi perché la cecità mia anche, ma dell'operatore, ci portano a discutere di quello che è un giudizio di valore, di quella che è una capacità di attribuire senso. C'è un gioco che io faccio spesso con i miei studenti, l'ho giocato su silenzi strutturati e tirando un po' per i capelli la vicenda, e propongo questo paradosso. Dico, ma se voi trovaste la scritta Laura ti amo su monumento, cosa fareste? Loro mi dicono sempre la cancelliamo. Dico, ma se fosse Petrarca? Allora no, la teniamo perché giustamente è antica. Allora dico, ma se trovate la scritta Samo a Castello, cosa fate? La cancelliamo. E se siamo a So, New York, allora qualcuno pensa alle prime manifestazioni di Jean-Michel Basquiat e capisce, oppure si pone la questione. Di solito questa discussione, un po' paradossale, un po', se volete, anche banale, è a margine dell'introduzione del lavoro di Cesare Brandi. Il lavoro di Cesare Brandi, noto teorico del restauro, ha segnato la via per la cultura della conservazione di molte persone tuttora operanti, ed è considerato in qualche modo quasi un punto di arrivo per la cultura del restauro, se non un punto di arrivo sicuramente un punto a capo, per citare un altro importante teorico del restauro. Ecco, la teoria del restauro, la taglio con l'accetta per questioni di tempo e insomma di pietà umana, un po', sì. Considera l'opera d'arte secondo due istanze, due valori, quello artistico e quello storico, cioè l'opera d'arte è quel particolare oggetto prodotto dell'attività umana che si distingue da tutti gli altri o per particolari caratteristiche artistiche di bellezza, estetiche, o per caratteristiche di tipo storico, perché è testimone di un percorso della storia, di un passaggio della storia dell'uomo. Quando è che questi due principi entrano in qualche modo in conflitto? Entrano in conflitto laddove noi parliamo dell'aggiunta. E se noi per un attimo assimiliamo il graffito, che spesso è levare, però all'aggiunta, a qualcosa che si sovrappone, no? A una manifestazione che si aggiunge a quello che noi chiamiamo originale, opera d'arte. Ecco, come si pone Brandi? Brandi ci dice, laddove noi lo consideriamo sotto l'istanza storica, l'aggiunta, sia essa la manomissione vandala del barbaro, e questo mi giocava molto bene in termini di graffito, va conservata. In qualità di testimonianza del fare umano, ogni aggiunta, quindi ogni graffito, avrebbe la dignità di esistere e di essere perpetrata. Ovviamente una vita in evoluzione non ci può portare a questa scelta, però è sicuramente uno spunto di riflessione importante. Io vi ho proposto 3 immagini diverse, con 3 funzioni diverse,
siamo lì ai margini di un cantiere settecentesco per l'apertura degli scavi di Ercolano. Qui credo che siano graffiti di tipo devozionale, invece sulla tomba di un vescovo inglese, e invece qui siamo invece su un muro, non so bene nemmeno dirvi di dove. Questa foto faceva parte di una rassegna, di una mostra organizzata da un collettivo che si occupa proprio di muri, di testimonianze sui muri, che viene organizzata a Milano. E l'importanza di chi ha sostenuto il sostegno dato a questa iniziativa dai suoi organizzatori nasce da considerazioni di ordine vario, non solo della capacità di queste manifestazioni, di questi atti spesso vandalici, di raccontare delle storie altre, ma per esempio che la lingua di cui ci parlano, il tipo di estrazione di cui ci parlano, il messaggio polemico, poetico, insomma è un mondo, una storia ai margini, se vogliamo, che emerge con prepotenza. E lì dove questa storia sa essere letta è una storia particolarmente feconda. Credo che il lavoro fatto dal professor Romanelli sui graffiti rintracciati sulle carceri sia ben noto, e ha portato una storia che abbiamo avuto modo di apprezzare perché è riuscita a tirare fuori dei nomi, delle vicende anche molto toccanti sotto il profilo umano, che hanno riguardato nello specifico un artista. Anche qui parliamo di un artista molto diverso, un artista che per gran parte della sua vita viene internato in un ospedale psichiatrico, e che durante la sua permanenza in questa struttura dipinse, o meglio incise, perché lo fa con la fibbia della cintura, 150 metri di pareti. E proprio questa manifestazione è stata recentemente restaurata, oggetto di un restauro, e riportata al suo valore, cioè le è stato attribuito quel valore sia artistico che storico di cui parla Brandi, cioè le viene dato lo status di opera d'arte, e credo che sia particolarmente significativa in questo contesto. Vado alle manifestazioni più becere, più basse che abbiamo, le latrine. Questa è una pubblicazione che ha raccolto le scritte sui gabinetti di una base aerea in Kuwait durante la guerra. Non sto difendendo la loro conservazione, ma la loro conoscenza sì, perché anche questa storia, la più bassa, no? Che tutti conosciamo, è una storia fondamentale, una storia che difficilmente trova un'attestazione nella storia che tutti conosciamo, perché è un atto di dissenso da parte di soldati, da parte di militari, nei confronti della politica militare del governo americano. È una storia che si fa fatica a raccontare, sicuramente in questi termini. Io trovo che quello in alto, sopra la mia testa, sia il più interessante, cioè leggendo questi muri posso capire perché qualcuno rifiuti la libertà che noi pretendiamo di portare. Credo che sia abbastanza significativo in questo contesto. Anche sotto il profilo artistico le polemiche non mancano. Il mantenimento dei graffiti, e questo lo conosciamo tutti, porta delle polemiche. Per questo vi dico, va a logorare anche quell'impianto con quale noi abbiamo familiarità. Polemica che si esaurisce molto velocemente, ma sapete che il caso del bambino naufrago che è stato dipinto, che è stato appoggiato in questo caso, nel senso viene incollato, non è propriamente un graffito come lo intendiamo convenzionalmente, è stato oggetto è stato riconosciuto temporaneamente, in un momento molto fugace, come una violazione dell'articolo 169 del Codice dei Beni Culturali. Di fatto lo è, se noi abbiamo una lettura stretta. E sebbene questo problema non si sia posto, non si porrà neanche perché andiamo a aumentare il valore dell'edificio, ci porta a discutere di quelli che sono i problemi legati
soprattutto a questo tipo di manifestazioni, ai problemi che la street art, per esempio, sta portando. Solo 3 regioni in Italia, per esempio, se non erro, Puglia, Lazio e Marche, si sono dotati di una legislazione regionale specifica per la tutela della street art, perché questa questione è una questione aperta. La nostra quotidianità, però, almeno la mia, ci porta ad allinearci, la mia sensibilità mi porta spesso a allinearci con la definizione che dà Calvino di graffito, cioè si tratta di parole che ti piombano addosso in un momento che tu non hai scelto, un atto di violenza, no? E quando vediamo immagini come queste, spesso non possiamo che allinearci. C'è un tentativo molto interessante che ha fatto il Comune di Bologna, accettando di cancellare gran parte dei graffiti, ma pretendendo, attraverso la mediazione di un'associazione, di fotografarli, cioè quindi di avere una testimonianza anche delle più rudi manifestazioni. Per una questione si sono schierati dei linguisti, si sono schierati degli storici dell'arte, insomma hanno fatto scudo davanti a questa manifestazione. Molti li abbiamo persi, ma il fatto di poterli testimoniare è sicuramente interessante. Penso a tutti i graffiti della Roma ottocentesca che ci sono stati tramandati ma che non abbiamo più, o quei graffiti degli anni 60 e 70 che sono raccontati sull'Italia nei muri, che noi non conosciamo più. Ce n'era uno bellissimo della Roma nel 77, se non sbaglio, che diceva dietro le scritte c'è vita, no? È particolarmente significativo. Ovviamente la conservazione dei graffiti pone, e dei murales e di tutte quelle manifestazioni, pone dei problemi grandissimi, problemi di giudizio. Mentre sulla manifestazione antica la distanza che impone la storia ci aiuta nella valutazione, quando ci troviamo davanti a espressioni come questa, la difficoltà è maggiore. La difficoltà è maggiore per convinzioni personali, per convinzioni sociali, cioè cosa fare di fronte alla necessità di mantenimento di questo tipo di espressioni. C'è un libro che si chiama Muri in camicia nera, che ha raccolto, non per ideologia ma per necessità, è un architetto che si occupa di conservazione, questo tipo di espressioni, cioè tutti quei murales, graffiti eccetera eccetera realizzati in epoca fascista, su volere, su indicazione del fascismo stesso o a supporto. E che sia oggetto di polemica la loro conservazione lo racconta bene il caso di Perugia. In questo caso non era un graffito, era un'immagine dipinta che voi vedete a pessima risoluzione lì in alto, realizzata nel mercato coperto, che è stata appunto restaurata e che ha dato luogo a una polemica incredibile. La vedete ben raccontata nella manifestazione alle mie spalle. Vado in chiusura molto velocemente con qualche esempio. Vi dicevo prima, i graffiti mettono in discussione quello che noi avevamo anche dato per assodato in termini di teoria del restauro. In altro vi ho proposto una frase di Catramer de Quincy, figura molto importante nell'ambito della teoria del restauro, che fu tra i primi a rivendicare la necessità di conservazione in situ delle opere d'arte. Cioè le opere d'arte appartengono a un contesto, sono pensate per quel contesto e spesso prendono parte, fanno parte, sono pensate per quel contesto e quindi hanno la necessità di essere lasciate lì e non spostate in un museo. Sotto invece c'è il caso di Blue a Bologna. Blue è un writer che, in segno di protesta contro la volontà di staccare i suoi lavori e portarli all'interno di un museo o nello specifico di una mostra, ha preferito cancellarli. Il suo lavoro è stato pensato per la città, è stato pensato come un lavoro pubblico, una scrittura che parla ai più e che quindi lui rivendica come pubblica. Credo che l'intervento dopo di me parli proprio di temi analoghi a questo e quindi ha preferito cancellarlo. Quindi ribadiamo la necessità della conservazione in situ, cioè è un tema ottocentesco che riemerge al giorno d'oggi. Ecco, un altro tema che riemerge è quello del com'era dov'era. Il com'era dov'era di cui noi stiamo in qualche modo
padri e madri, visto che nasce come slogan veneziano legato al campanile, si presta benissimo al caso di questo murales che viene realizzato a margine di una mostra arte di frontiera dedicata al lavoro di Herring, che credo non abbia bisogno di presentazione al Palazzo delle Esposizioni, e sul muro esterno viene realizzato questo murales. 1992 questo murales viene cancellato. È notizia relativamente recente che lo si voglia ripristinare. Lo si voglia ripristinare non come il caso del murales della Garbatella, dove bastava eliminare della vernice, ma in questo caso si tratta di doverlo riscrivere. Un falso storico? Si può riprodurre l'opera d'arte? Sono domande che ci siamo fatti in un passato e che ritornano con una forza incredibile. Simile ma non identico il caso invece di Barcellona, dove sempre nel 92 ci si rende conto che il murales realizzato da Herring è in forte stato di degrado e si decide di farne un calco di concerto e in accordo con la fondazione dell'artista e di poi riprodurlo in un contesto diverso vicino al Museo di Arte Contemporanea. Questo è un caso ancora interessante. Questo non è questo è un murales commissionato dalla Sapienza, facoltà di entomologia, e l'artista lavora in due momenti diversi, 2005 e 2007. I murales del 2005 si conservano benissimo, i murales del 2007 hanno dei problemi di conservazione. Chi deve intervenire? L'artista era vivo e ci si pone un problema di diritto d'autore. Si prova a fare intervenire l'artista, ma l'artista ha un po' le mani legate, nel senso che la tecnica che lui andava a utilizzare era la stessa di realizzazione, la stessa che si era dimostrata fallace. E quindi si fanno intervenire i restauratori. È un qualcosa di particolare, perché il restauro realizzato dall'autore stesso è un tema col quale difficilmente abbiamo a che fare. Sì, esistono dei casi, in architettura mi viene in mente Renzo Piano che lo fa a Parigi in più occasioni, ma diciamo che è un tema veramente occasionale. Il problema dei murales o dei graffiti urbani lo pongono. In realtà ho solo delle foto in bianco e nero e me ne scuso. La task force chiamata per conservare quest'opera è di tutto rispetto. Lavorano con una tecnica assolutamente di conservazione tradizionale, di conservazione di pitture murali tradizionale, sviluppata dai Musei Vaticani nel 2002 per cosa? Per il muro di Berlino. Questo secondo me era divertente. Firenze sta elaborando, l'Università di Firenze, un team di ricercatori sta cercando di studiare come rimuovere i graffiti dai graffiti, cioè i graffiti dai murali, le scritte vandaliche dalle scritte vandaliche. Io qui vi ho messo un esempio, lo abbiamo ripetuto prima, in questo caso non è vernice, però è abbastanza significativo. Qui il problema si amplia, no? Perché vuol dire che noi diamo una dignità diversa a queste due opere. Finisco amaramente. Finisco con un'invocazione particolarmente significativa che è tratta dall'Italia sui muri, in cui si sollecita quello che Desi e Alberto hanno fatto, cioè raccogliere, far conoscere il lavoro sui graffiti, e perché è un tema che non ha avuto la frequentazione dovuta, perché ha bisogno di una maggiore attenzione, maggiori studi. Tutto questo perché siamo davanti allo sbriciolarsi degli intonaci, siamo davanti alla perdita, al rischio della perdita. E un muro è uno specchio del costume di un'epoca. L'immagine accanto, invece, parla di un graffito perduto. L'hanno posto alla mia attenzione i due autori prima, e questa scritta è stata cancellata, non c'è più. È stata erroneamente cancellata e ci parla proprio del problema della perdita. Era stata da loro raccolta, ma è sparita, quindi la necessità di aprire gli occhi è veramente una necessità presente e con la quale dobbiamo fare i conti. Vi ringrazio molto.
Grazie a Francesca Salatin, grazie davvero per l'intervento. E andiamo di corsa, vediamo la Presidente quanto tempo ci dà, ma saltiamo su sul palco perché i temi, grazie Francesca, i temi di cui abbiamo parlato fino ad ora, e quindi no, cioè il tema più generale prendi il microfono pure, dei graffiti, del loro utilizzo, del loro essere fonte, del loro essere testimonianza e memoria, e quello legato poi alla conservazione, no, che si intrecciano in maniera strettissima, ci rimanda all'attualità indubbiamente. Noi abbiamo chiamato, l'avrete letto dal programma, Marco Paladini, che invito a raggiungerci, che invito a stare qui al centro proprio, perché lui sarà oggi l'ago della bilancia di una... sì, è una cosa... Adesso scorrerà il sangue quest'oggi, perché nell'ambito del nostro festival, che lo ribadiamo si occupa di graffiti storici, noi ci siamo fermati a 70 anni fa, in accordo con la sovrintendenza, e è la stessa, lo stesso lasso di tempo che serve per chiedere che un bene architettonico, per esempio, venga vincolato. Quindi siamo fermati a memorie, no, che sono fino al secondo dopoguerra. Una è questa, perché sopra la mia testa è andata perduta, ce ne siamo accorti oggi, paradossalmente. Era un Abbasso al Re, l'unico che era presente in città, in campo San Filippo e Giacomo, che è stato rimosso, peraltro col placet della sovrintendenza. Questo significa che c'è ancora molto lavoro da fare, perché evidentemente non basta, no, raccogliere, mappare, divulgare, perché poi ancora succedono queste cose. Questo era relativo al referendum del 46, monarchia, repubblica. No, era ripeto, una memoria veneziana che permane, per fortuna, perché è registrata, però non è più, no, non ci appartiene più in qualche modo pubblicamente. Io lascio la parola a Marco, che introduce lui gli ospiti. Grazie mille Alberto, e grazie ovviamente. Non so se volevi aggiungere qualcosa tu, Desi. Ok, siamo super in ritardo, quindi dobbiamo fare velocissimi, che vedo Nicola ovviamente che mi sta guardando con occhi feroci. Bene, allora, prima di cominciare volevo innanzitutto ringraziare Alberto e Desi di avermi invitato e averci invitato a questo bellissimo incontro di oggi, oltre ovviamente al festival dei 3 giorni. Insomma, abbiamo avuto l'opportunità di scoprire aspetti della città molto molto importanti e assolutamente nascosti, e quindi stiamo dando una nuova visione alla città stessa. Permettetemi poi di ringraziare ovviamente l'Ateneo Veneto, nelle vesti della dottoressa Magaraggia, che è appunto presidente dell'Ateneo Veneto, che è appunto uno dei luoghi, degli spazi pubblici per eccellenza della città di Venezia, e che in un certo senso è uno degli spazi di cui la stessa città ne ha bisogno, no? E proprio all'interno di questo spazio così importante oggi avremo modo di ascoltare 2 fazioni differenti, capitanati alla mia sinistra il buon Alberto Tosofei e alla mia destra invece Desi Marangon, 2 fazioni che apparentemente sono molto differenti tra loro, perché abbiamo da una parte coloro i quali combattono strenuamente il writing e comunque l'azione dei graffiti, mentre dall'altra parte insomma abbiamo una fazione che se non altro è meno refrattaria, no, a questa argomentazione, e che appunto apparentemente, vi dicevo, sembrano così distanti, sembrano così opposti, ma secondo me ci sono dei punti in comune che magari insomma ascolteremo proprio. Vai, scusa, fate voi. Sono un pretesto. E che forse è l'orecchino che sbatte. Mi avevi detto che devo togliermi l'orecchino, scusate. Dicevo appunto 2 fazioni assolutamente opposte, ma che in realtà forse sono talmente opposte che si toccano. Quindi invito ufficialmente a salire sul palco Nicola Tognon in primis, che è presidente appunto dell'associazione Masegni Inicioetti. Barbara Battagliarin, che invece è vicepresidente dell'associazione Masegni Inicioetti, capitanati, abbiamo detto, da il buon Alberto Tosofei, mentre dall'altra parte... dalla parte dei cattivi. Esattamente.
Ovviamente se volano sedie noi non siamo responsabili, giusto Alberto? Quindi, perfetto. Vabbè, faccio un passo indietro. Ok. Dall'altra parte invece abbiamo Andrea Ceresa, che è un writer che si occupa di curatela grafica, edizione dopo essersi laureato allo UAV in arti visive. E abbiamo inoltre Erika Volpicelli, fondatrice di Mali Culturali, progetto di ricerca culturale ed artistica, ex assistente di cattedra per il corso di beni culturali dell'età contemporanea, Accademia di Belle Arti. L'ho detto giusto? Sì, perfetto. Capitanati questa volta da Daisy Marangon, che è appunto alla loro destra. Prima ovviamente di lasciare la parola agli ospiti, perché poi mi taccio, spenderei un attimo 2 parole riguardo il titolo. Dunque il titolo del nostro dibattito, della nostra chiacchierata, è A chi appartiene la città? Un dibattito sui graffiti e decoro urbano a Venezia. Un titolo, la cui versione però originale tedesca è Wem gehört die Stadt, che rimanda, non so se lo sapevate, ad una serie di graffiti comparsi in molte città tedesche dopo l'uscita di un documentario nel 2014 che parlava proprio di speculazione edilizia, immobiliare ovviamente. A Berlino. La cosa poi si ovviamente espande non solo all'interno della città berlinese, ma anche all'interno nello stesso territorio tedesco, quindi compaiono questi graffiti con questa frase e si espande a tal punto che arriva direttamente in tutta Europa, a Madrid, in Francia, insomma, e in Inghilterra. E dunque, potete accomodarvi, io partirei proprio con questa domanda, partendo magari da Nicola e poi dando la parola anche a Barbara, poi magari ci facciamo un po' il giro, ovvero a chi è che appartiene questa città? A voi. Buonasera a tutti. Beh, una bella domanda. Innanzitutto mi permetterei di dire, dal mio punto di vista, che mi sento io di appartenere a Venezia, nel senso, come tanti immagino, Venezia rappresenta per me un mondo affettivo, è come se fosse una seconda mamma. Quindi, premesso questo, di conseguenza mi viene da pensare che Venezia appartenga innanzitutto a chi la ama, a chi se ne prende cura, a chi la protegge, a chi la difende. Prima di tutto dovremmo essere noi cittadini, noi veneziani, che abbiamo preso sulle spalle questa pesante eredità e che a volte non siamo in grado o capaci di, mantenerla, farla sopravvivere forse come meriterebbe. E poi delle tante persone che si spendono quotidianamente, delle istituzioni, delle associazioni, dei comitati privati, cioè di tutto quel mondo che parte dal privato, dal vicino di casa, andando poi, fuori dai confini nazionali, che si prendono cura, che hanno a cuore le sorti di questa straordinaria realtà. Quindi è un bene così grande che non possiamo pensare egoisticamente di tenercelo soltanto stretto per noi. Però credo che questa appartenenza non debba essere così assoluta. Appartenenza indica qualcosa di, quasi di viscerale, di forte, una specie di connubio. Quindi ribadisco che la città debba appartenere a tutte le persone che sanno amarla, apprezzarla e che si spendono, insomma, per proteggerla. Ovviamente sono d'accordo col mio presidente, ribadendo solo il fatto che io da mamma e da nonna cerco proprio anche di trasmettere alle nuove generazioni, intanto cercando di farli resistere a Venezia, perché non è indubbiamente, è bellissimo abitarci, ma non è facile, anche a cominciare dall'esigenza abitativa, ma questo è un altro discorso e non voglio così tirarlo fuori in questo contesto. Però diciamo semplicemente anche trasmettendo rispetto per le pietre, per i muri e per appunto noi abitanti che ormai siamo dei panda, come diceva anni fa Alberto. Diceva, quando noi veneziani passiamo in mezzo alle foto dei turisti, dovrebbero essere felici perché è come fotografare un panda, no? Ecco, lo dicevi tu, e in effetti ormai siamo così quasi in via di estinzione, però
ciò non toglie che siamo agguerriti appunto nel rispetto e nell'amore che abbiamo per la nostra città, cercando di trasmetterlo agli abitanti e anche appunto a chi ama Venezia pur non essendoci nato. Poi passiamo alla parola solo a titolo di chiosa: ci sono più rinoceronti bianchi che veneziani residenti al mondo. Appunto. E con questa 1-0 palla al centro. Qui c'è già molta carne al fuoco, mi sa, perché sento già che si stanno vibrando. Voi non avvertite, ma c'è una vibrazione molto grande. Allora, se dovessi dire a chi mi piacerebbe che appartenesse la città, senz'altro direi che mi piacerebbe che la città appartenesse ai residenti. Però, se devo dire la verità, mi verrebbe da dire che la città appartiene, che la città che conosciamo senz'altro sta andando verso una museificazione sempre più forte, e che quindi per me la città in questo momento appartiene ai turisti, appartiene ai grandi investitori immobiliari. E d'altronde questo è inevitabile, perché in qualsiasi città, che sia un sito storico o una periferia, non può essere l'unico valore perpetuato quello di valorizzare, tutelare i beni tangibili. Bisogna anche pensare alla qualità della vita, e io credo che per valorizzare questa qualità della vita sia essenziale riconoscere che la riconnotabilità dello spazio è un'esigenza primaria per rendere una città uno spazio sociale vivibile da tutti. Quindi riconnotabilità. È difficile far convivere questa polarità, no? Dell'esigenza di conservare quella che è la nostra storia, le nostre origini, con invece la nostra vita che è cambiata rispetto alla città che si è formata in un periodo completamente diverso. Quindi passo la parola. Ciao a tutti, io sono Andrea e volevo dire una cosa all'inizio, cioè che non so se avete studiato la disposizione sul palco, ma è giusta, perché il diavolo sussurra dall'orecchio sinistro, quindi tipo dalla loro parte, guardandoci di qua, e io sono il parafulmine di questa serata, perché sono quello che loro combattono esplicitamente e con tanto fervore e amore, a quanto pare, per la città di Venezia. Ci tengo a precisare che il termine writer implica una disciplina, che è una cultura gigante. I pionieri, quindi quelli che hanno iniziato a fare questa cosa a New York negli anni 60 e 70, dicono che è il movimento artistico più grande del mondo, anche più grande della pop art, e questo implica che ci sia tutta una cultura e dei codici che devono essere rispettati per fare questa disciplina. Poi quello che fa Banksy, che ci ho fatto vedere, che ci ha fatto... che ci ha fatto vedere anche prima, così, è diciamo un'ala che si è sviluppata dopo, negli anni 90. Io volevo correggerti, Marco, scusa, perché secondo me la domanda a chi appartiene alla città è viziata, perché reifica la città fondamentalmente, reifica la città e quindi rende Venezia un oggetto. Io proporrei piuttosto di considerare Venezia come una persona, come una cosa viva, come in quel quadro di Veronese in cui Giunone gli versa dei doni dall'alto. Io volevo solo dire questo. Al momento no, volevo prima ascoltare perché Andrea loro. ha lanciato una bomba così grande che scappiamo Ci devo via. pensare un attimo. Ok.
se posso riassumere un po' questo aspetto, è chiaro che c'è un discorso di amare la città, però giustamente come Erika diceva, e forse come anche Andrea che parlava di realtà viva, effettivamente è vero, cioè Venezia è viva, no? Cioè la communitas di cui fa parte la città stessa è la Venezia stessa. Quello che però mi verrebbe da dire è che forse non è tanto un'unica comunità che appartiene, insomma, a cui appartiene la città di Venezia, ma esistono più comunità, no? E c'è forse una comunità ibrida in cui indubbiamente è presente anche il turista, è presente coloro i quali vengono durante le giornate e poi se ne vanno alla sera finito di lavorare, e indubbiamente c'è anche una comunità che forse non ama così tanto apparentemente la città, come direbbe appunto la fazione da questa parte, perché magari ha voglia di esprimere, ha voglia di scrivere qualcosa sui muri, ha voglia di raccontare, ha voglia di lasciare il segno, no? in un muro, ma in realtà è sempre parte della comunità stessa, no? Quindi in quest'ottica qua, poi ovviamente diamo anche la parola a loro, è una comunità minore non da un punto di vista numerico, che indubbiamente lo è, ma ha meno valore, o invece è una comunità che deve essere buttata ai piombi, detta proprio in... Allora, prendo un attimo io la parola, sì, vai. Nel senso che io prima di mettermi a raccogliere i graffiti storici di Venezia sono uno dei soci fondatori di Masegni Nissioetti. Poi è guarito però adesso. Ha scritto il libro, è guarito. Diciamo che ho anche il percorso che ho fatto, no? In questo percorso storico, peraltro noi a Palazzo Ducale siamo stati a Palazzo Ducale stamattina. Palazzo Ducale è un dizionario incredibile di storia di Venezia e non solo, a cominciare dal 400. La Loggia Foscara è un incredibile palinsesto di segni quattrocenteschi, praticamente da quando esiste, che sono rimasti lì. Io tendo a distinguere chiaramente. Io mi ricordo che nei primi tempi, anche fra noi, c'era una discussione molto accesa su cosa tenere e cosa non tenere, no? E qua appunto si attiva tutta una serie di discussioni, per cui c'era, adesso non mi ricordo il collettivo 6, chi faceva i cassette delle poste con degli stencil molto belli, oggettivamente esteticamente belli, no? E quindi cosa teniamo, cosa togliamo? C'era un po' questa discrasia rispetto al dire no, cavemo tutto, no, perché è tutto imbrattamento, oppure no, questo lo teniamo perché è bello. No, ma chi decide cosa è bello, cosa non è bello? Cioè, si sono attivate tutta una serie di domande molto interessanti, peraltro. Io da un certo momento in poi, lo confesso, mi sono distaccato dall'aspetto dei muri. Un'altra cosa, siamo intervenuti e sono stato felice di averlo fatto dopo quella manifestazione che c'è stata alcuni anni fa dei cosiddetti anarchici, perché poi insomma non riesco a pensarli come anarchici. Siamo dei ragazzi che nel corso di una manifestazione hanno veramente spaccato, scritto su vetrine col negoziante che gli diceva guarda che questo è il mio negozio, vuol dire la mia vita, no? Non è che io sono un capitalista, cioè ci vivo, no? Con questa cosa. Loro, insomma, devo dire, con una forte pulsione ideologica, no, sono intervenuti veramente sfregiando, ecco. E quella è una cosa un po' diversa, no? Perché non è più cultura, in qualche modo, anche cultura grafica, sfocia nell'ideologia, che ha delle derive grafiche, indubbiamente, ha un interesse, no? Ecco, io ed Esi sono 6 anni che cioè il fatto che siamo seduti ai due lati di questo palco è la dimostrazione plastica del fatto che, pur facendo lo stesso lavoro di raccolta, abbiamo delle posizioni a volte distanti, no? Rispetto ad alcuni supporti. Con tutto ciò, per esempio, io mi chiedo, no? In termini moderni, è scoppiata la guerra, ahimè,
no? Poco più di un anno fa, e in città sono comparse alcune scritte inneggianti a Putin, in rosso. Alcune sono state cancellate, ce n'è una che è rimasta, alla misericordia. È una scritta rossa, la quale si legge chiarissimamente "Viva Putin", sulla quale qualcuno, un'altra mano, in pennarello nero, molto in grande, ha scritto sopra, in russo, "macellaio". Questo ci pone, o tutte in secondo ordine le varie scritte contro il Green Pass, no, ci pone in un'ottica storica, no, verso un problema di, appunto, conservazione. Ha un valore storico, no, ce l'ha nell'attualità sicuramente, se sopravvive fra 100 anni con certezza, no? E quindi c'è tutto un ragionamento da fare sul quale io mi interrogo. Poi, chiudo, allora io poi dicevo mi sono concentrato essenzialmente sui lucchetti. Io che non sono io li odio con tutte le mie forze, no, perché però sono dal mio punto di vista un'espressione di totale appiattimento del sentimento amoroso nel loro essere comunque idealmente, no? E quindi io da un certo momento in poi ho fondato la branca anti-lucchetti e mi sono un po' disinteressato della cultura grafica sui muri, ecco. Ultima cosa, e ancora sul discorso della proprietà privata, no? Cioè chi scrive, no? Andrea scrive e scrive sulla mia casa, no? E quanto valgono le tue opere? No, perché no, io a casa mia, cioè sull'angolo di casa mia, sulla Pietra d'Istria, cosa ridi, cosa? No. C'è un cazzo col pennarello. Ecco, cioè, come dire, è sicuramente espressione di qualcosa. A me, personalmente, sull'angolo di casa mia, sulla Pietra d'Istria, qualcuno abbia disegnato un uccello, per quanto oggi, stamattina a Palazzo Ducale, ne abbia fatti vedere datati del 1564, quindi a questo punto con un valore storico. Ecco, io per esempio quello, prima che si storicizzi, lo vorrei levare. Un attimo. Ah no, gliel'hai fatto tu sulla, no? No, l'hai dipinto tu? No, io volevo fare una domanda collegandomi ad Andrea, se è possibile, collegandomi un attimo a quello. No, apro e chiudo una parentesi. Le scritte "Viva Putin", siamo andati a cancellarle perché ci hanno chiamato i residenti, tra cui anche una signora ucraina che in quel momento aveva ancora figlia e nipote lì, che aprendo la finestra vedeva quella scritta, quindi non era proprio una cosa piacevolissima. Chiusa parentesi. No, volevo chiederti una cosa, cioè penso che tu chiamiamole opere d'arte, perché alcuni graffiti, posso dire, cioè oggettivamente sono belli, non si può, dopo al di là della proprietà privata, di dove li disegni, eccetera. Voi bravi, tra virgolette, non vi dà fastidio vedere schifezze? Sì. Cioè è come se io faccio una cosa bella e poi vedo uno che si spaccia per writer, certo, come me, e fa, certo, quello che hanno disegnato ad Alberto o altre cose ancora peggio. Certo. Ecco, volevo chiedere, è una cosa che mi ha sempre incuriosito. Però è molto complicato. Provaci, dai. In queste parole che tu hai detto, quello siete bravi, sono belli. No, bravi, nel senso, fate alcune cose oggettivamente sono belle. Sì, ma il punto non è quello lì. Cioè, chi decide quello bello? No, neanche. Non è neanche una questione estetica. Quella di espressione, cultura di cui parlavo prima non è quei festival di muralismo che si vedono adesso in tipo tutte le città italiane, in cui arriva muralismo con la U, quindi di gente che arriva e disegna un viso di una donna sulla facciata di un palazzo, di un muro cieco. Ecco, quella roba lì non è niente, cioè, salvo poche eccezioni, quella roba lì non sono graffiti. Quella è la forma edulcorata di quella cultura di cui parlavo prima, che prende solo la parte estetica e che la gira secondo le sue necessità. Cioè,
il comune dice: ah, questi ragazzi sono bravi, hanno talento, prendiamoli, gli diamo il loro muro e gli facciamo le loro robe, che è il modo per togliere la parte più interessante dal fenomeno del writing, che è quella roba che ha 60 anni adesso, che è l'atto performativo. Io adesso, secondo me, la cosa più incredibile di tutta questa situazione, di questo dibattito, è che senza di voi, cioè senza quelli che cancellano i graffiti, e voi siete fondamentalmente la personificazione della nostra società che considera questi atti illegali, come ben hanno ricordato entrambi gli interventi di prima. E anche brutti, non sono illegali, certi sono proprio brutti, scusa. No, Ho capito l'espressione, le cose, ma certe cose non si possono vedere. Certe cose non si possono proprio vedere, insomma, al di là di quello che vogliono esprimere, ho capito quello che dici tu, però certe cose proprio sono brutte, scusa. Però, se posso dire... Sono come le rughe delle donne. Dopo il make-up. Sono come le rughe delle donne. Io ho proposto di pensare Venezia come una donna. Appunto. Le impalcature su San Marco che puliscono i marmi sono dei restauratori, scusa, io non ce la faccio col restauro, che pompano Botox nelle guance di Venezia. Che? Botox? Botox. E io non vorrei mai che Venezia assomiglia a Nantella Versace. Se posso, beh, insomma, era quello che volevamo, insomma, adesso non dico il sangue, ma quasi. E se posso dire una cosa, vuoi aggiungere un paio di cose? Ma ti diamo questo. No, ecco, ok, mi si sente. Mi piace che vi stiate... Cioè io farei anche un passo indietro, perché è proprio, era la cosa che volevo, nel senso che... Nicola, vai. Sì, io vorrei aggiungere una cosa. Noi non siamo contro nessuno, ecco, terrei a precisarlo. Noi lavoriamo da tanti anni in città e non siamo contrari a forme di writing, di graffitismo in assoluto. La questione che noi poniamo su una città fortemente stratificata sul piano storico è la presenza soprattutto di tag, cioè di atti che vanno a modificare in maniera pesante quella che è la percezione degli spazi e dei luoghi. Non sono segni, le consideriamo delle vere e proprie ferite, alcune delle quali poi è anche difficile rimuovere, perché la pietra spesso assorbe. Io penso recentemente al caso di un artista, e lo aggiungo veramente da questo punto di vista con un tono polemico, una pseudo artista francese che ha con uno stencil stampato tante stelline azzurre che di per sé non hanno alcun valore su non soltanto muri, pietra d'Istria, ma anche su una statua in pietra di Nanto, San Giovanni Nepomuceno, che era stato recentemente restaurato anche dai comitati privati, e quindi quella stellina sul capo probabilmente resterà, perché la pietra di Nanto è una pietra molto porosa, quindi per rimuoverla probabilmente bisognerà proprio togliere strato. Quindi quello che ci chiediamo è questa espressione artistica su un monumento, su un edificio vincolato, su una città fortemente stratificata come questa, così come un po' tutti i centri storici ovviamente, cosa fanno? Aggiungono valore. Quando vedo una tag o 10 tag su un portale del 600 in pietra d'Istria, quando vedo una vera da pozzo, un puteale che ha 500 anni, che viene utilizzato soltanto come una lavagna, come un supporto, come se non ci fosse quella sensibilità e quell'attenzione di non vedere un oggetto che è stato concepito in un periodo che probabilmente non aveva bisogno di superaffettazioni aggiunte varie o altro, considerato come se fosse svalutato, ecco, nelle sue caratteristiche. Poi, ripeto, queste forme artistiche sono importanti, fanno parte della modernità,
però io non le vorrei sulla facciata della Basilica di San Marco. Ecco, è questa l'osservazione, insomma. Poi è vero che in città anche in passato ci sono state trasformazioni, ci sono stati cambiamenti, però effettivamente oggi forse non siamo abituati, non lo so, forse fra 100 anni sarà diverso, però la sensibilità di oggi è questa. E Marco parlava prima di tante comunità che vivono, e anche la storia della Serenissima ci racconta come tante comunità diverse potessero convivere, ma qual è l'elemento che consente a tanti soggetti, a tante realtà diverse di vivere assieme pacificamente? Credo che sia il rispetto delle regole condivise. Credo che il darci dei valori comuni sia fondamentale. Anche il sistema di tutela, di norme che ci sono, non è che nascono così giusto per riempire di nero dei fogli bianchi. Ci sono interessi, ci sono dei valori che vanno tutelati, e quando ci sono, come dire, degli interessi anche che entrano un po' in conflitto, come magari l'esigenza di conservare con quella che può essere il diritto della libertà di espressione, anche dell'espressione artistica, che è una declinazione poi della libertà dell'individuo, è giusto che ci sia un contemperamento, che ci sia un bilanciamento di questi interessi, per cui se tu vuoi realizzare la tua opera è giusto che sia così, però il pretendere di poterla realizzare, come dire, entrando nella sfera giuridica di un altro soggetto, andando a comprimere un altro interesse che è ugualmente meritevole di tutela, può creare dei problemi. Ecco, questo è un po', secondo noi, lo spirito, cioè le regole ci consentono in una società, come dire, ordinata, che non vuol dire, come dire, bigotta, che non vuol dire, non lo so, borghese, usando altri termini che non mi piacciono. Significa soltanto stare assieme, cercando di capire che un diritto o la manifestazione di un interesse per sua natura non può essere illimitato. Finisce quando inizia l'interesse di un altro soggetto, di un'altra persona. Per cui non lo so, può darsi che ci sia qualcuno che gradisce anche che una persona possa realizzare così estemporaneamente una tag o un qualcosa sul proprio muro di casa, però c'è chi questo non lo vuole. Noi siamo d'accordo con te, cioè i muri sono di tutti, quindi non sono solo vostri, cioè non potete decidere voi qual è il decoro. Il decoro in realtà è un concetto che andrebbe assolutamente decostruito, è una cosa forzata, è un'ideologia dall'alto che ci viene calata, ma non tutti sono d'accordo. La seconda parte del nostro libro, Venezia Urbs scritta, è dedicata alla memoria dei graffiti dei veneziani. Un colpo basso questo, esatto, perché l'ho scritta io. Esatto. Giochi sporco, Marangon. Certo, assolutamente. Quindi in realtà i graffiti connotano lo spazio urbano, lo spazio grafico, tanto quanto tutti gli altri monumenti, al punto che quando vengono rimossi le persone si affezionano, se li ricordano per anni. Seconda cosa, la stellina che tu citi non è una tag, quindi a volte ho l'impressione... No, Stenzel aveva detto, sì. Però tu l'hai associate le tag, cioè non è lo stesso fenomeno, sono fenomeni grafici diversi che convivono nello spazio pubblico, però non si può appiattire tutto, e soprattutto il senso estetico non è ciò che guida principalmente questi interventi, e non possiamo decidere di lasciare solo quelli che sono belli, perché c'è anche un significato dietro queste azioni, per cui poi bello lo decidiamo noi, ma anche se fosse brutto, anche lì io non sono una tifosa, sono un'osservatrice, mi piace guardare il fenomeno anche nella sua bruttezza, mi dice qualcosa, per questo voglio conservarlo. La città naturale è sporca, non è pulita, i muri puliti non sono mai esistiti in questa storia di questo paese. Vuoi dire qualcosa, Andrea? Lo stai friggendo? Posso aggiungere? No, prego. No, è che stiamo qua 4 Fate ore. voi, io mi vado a sedere là direttamente. No, scherzo, non è una battuta, no, una battuta. Allora, mi viene in mente questa citazione del filosofo francese Michel de Certeau, che nel suo L'invenzione del quotidiano si è chiesto: dove si deposita la memoria
in quei luoghi che sono già definiti. Ecco, io quando penso a questo luogo definito mi viene in mente Venezia e alla sua forma estremamente cristallizzata. E quindi mi viene spontaneo dire, e quindi essere stati grandi in passato condizionerà tutta la nostra produzione per sempre? Le città storiche hanno dato tutto? Non può cambiare la sua forma perché abbiamo già toccato l'apice della grandezza, però la conservazione estrema, questa conservazione estremamente archeologica che si fa della città, inibisce una sperimentazione sociale nello spazio pubblico. Questo è quello che penso. Dopodiché, prima ho parlato di riconnotabilità. Per me il concetto di riconnotabilità vale sia per il patrimonio storico che per il patrimonio contemporaneo. Quindi, secondo me, non è necessario e non serve conservare tutto, né dal punto di vista storico né dal punto di vista contemporaneo, perché se conservare qualcosa deve inibire le persone dal lasciare una nuova traccia, una rappresentazione della storia contemporanea, allora siamo proprio fuori strada, viviamo in una carcassa, la carcassa di un animale morto. Faccio ulteriormente l'avvocato del diavolo, che tanto qua ormai andrà a finire che ci lanciamo le sedie dietro. E volevo fare una domanda a quello che si diceva Desi e Andrea sul discorso di, ti ricordi, no? Prima che dicevi, per me vedere un Banksy non è assolutamente paragonabile a un'opera invece più quotidiana che non ha quel mainstream, no? Che potrebbe invece avere Banksy. Però anche questa è una sorta di censura, cioè tu scegli una cosa rispetto all'altra, giusto? Cioè tu preferisci il tag o comunque il graffito, quello più quotidiano, e invece impedisci il Banksy di turno, parlo chiaramente il primo artista che mi viene in mente, di potersi esprimere, perché a tuo parere insomma non può avere lo stesso valore. Però è comunque una manifestazione antropica della società, tra virgolette, cioè il fatto che una persona come Banksy voglia raccontare qualcosa e che venga apprezzato poi questa cosa qua dalla comunità è comunque un aspetto, una sfaccettatura, che puoi essere d'accordo o non d'accordo, è però pur sempre una sfaccettatura, e non c'è il rischio però che se scegli una cosa elimini l'altra no. Ok, no. Pareva di aver sentito, ok. Nel senso, credo che siamo proprio in movimento dialettico in cui Banksy fa i graffiti, fa street art nel senso non del comune che chiama per fare le facciate, ma nel momento in cui prende il barchino e di notte va e fa quella roba in modo illegale. In quella roba rientra sotto la mia categoria di writer e di graffiti. Ma perché quello e non invece il sindaco che chiede al writer di turno cioè, è pur sempre una manifestazione umana estetica di ma è una sfaccettatura della lo è, ma è quella meno interessante. Cioè io ti sto dicendo che la roba più stilosa di graffiti, più interessante è il fatto che esistano loro. Cioè questa dialettica qui, nel momento in cui loro smettono di pulire, e quindi diciamo tutta una manifestazione storica, quindi dobbiamo tenere tutto, i graffiti finiscono. No. Si va ad esaurimento. No, è una fine strategia. Stanno dicendo smettetela e poi esatto. Però tipo ieri stavo passeggiando e al Fondaco vi hanno fatto il benvenuto, cioè hanno dipinto sui vetri, hanno fatto... Ma quelli li pulite o...? Ma lì hanno soldi, puliscono? No, abbiamo visto, è una presentazione, un'installazione. Tra l'altro in passato abbiamo... quello è esattamente quello. No, tra l'altro... Loro stanno prendendo l'estetica di una cultura fatta da persone che si giocano il tempo, i soldi, la fedina penale, tutte le robe,
per portare avanti un fenomeno che è una cultura gigante, e te lo spiattellano dentro il fondatore tedeschi, che è l'emblema del capitalismo a Venezia, che ci vanno solo i cinesi a comprare Gucci. Quella roba lì è da cancellare, ma se domani tu me lo dici, io prendo lo spruzzino e vengo con No, noi abbiamo segnalato anche questo, così come in passato abbiamo segnalato anche una ditta che vendeva su internet tipo dei modellini della metro di Milano con praticamente pennelli accessori, cioè tipo invitando a imbrattare i vagoni della metro, quindi abbiamo segnalato, poi effettivamente c'è stato un intervento a riguardo. Ripeto, penso che ci sia spazio davvero per tutti, però ribadisco l'importanza della condivisione delle regole. Credo che sia veramente la base dello stare assieme in una società, diciamo, che ha deciso di creare le condizioni perché delle persone possano vivere bene insieme, ecco. Però prima stavo passeggiando ancora. Sono passato a San Marco e c'era la Sciura con la pettorina rispetto a Venezia, che sono quelli che non ti fanno sedere sui gradini, con cui parlavo lei. Allora, ci d'accordo sulle regole, perché tu mi dici ok, tu dici no, perché noi cittadini dobbiamo amare Venezia. Tu pensi che, guardami, tu pensi che io non amo questo posto? Cioè io ho studiato qui, cerco solo scuse per tornare a Venezia. Tu sei veneziano un po'? No, la roba è, io faccio, esatto, sono rappresentante di questa cultura che sporca i muri, che loro puliscono, combattono. Tu pensi che io non amo Venezia, perché poi allora siamo su due piani diversi, cioè tu mi dici dobbiamo rispettare delle regole, dobbiamo rispettare la città, però lo facciamo in modo diverso. Cioè quel Respect Venice in cui io non mi posso sedere sul gradino in San Marco è esattamente reificare la città e dire deve essere così com'è in nome di quel decoro. Allora il decoro... No. Allora, è una cosa un po' diversa. Io tra l'altro non sono di quelli che si scandalizzano perché una persona mangia un panino seduto su un gradino, insomma, ecco, viva Dio, mi dà fastidio se poi una persona dopo aver mangiato il panino magari mi lascia la carta e la bottiglia, insomma, ecco. Esatto, io credo che questo insomma sia facilmente superabile. Se guardiamo poi anche i vecchi quadri del Canaletto o di altri artisti che hanno rappresentato in piazza San Marco, parliamo di decoro, ragazzi, c'era veramente di tutto. Il decoro, come diceva Daisy, ecco, io non è che lo cancellerei. Il decoro, come il comune senso del pudore, sono dei valori, dei concetti che hanno dei confini molto, come dire, elastici, cambiano dalla sensibilità della società, dal tempo, però è chiaro che per noi, ecco, il decoro inteso come cura e rispetto è un valore ancora attuale. E quindi non siamo, come dire, dei talebani, non sono di quelli che fanno i post perché c'è una persona che gira in canottiera, ma ci mancherebbe. Però ci concentriamo su, ovviamente, dei fatti che hanno, come dire, un peso, ecco, come, ripeto, prevalentemente le tag. Ci sono, ripeto, poi dei graffiti interessanti, però è giusto ragionare sul dove vengono realizzati, ecco. Tutto qua. E pensiamo, sempre dal nostro punto di vista, che non è una verità di fede, che uno spazio per essere vissuto non necessariamente deve essere, come diceva Daisy, sporco. Cioè, non è che una casa, come dire, ogni tanto dicono casa mia, un museo perché questo o quell'altro, eccetera. Però io a casa mia la vivo, ma non significa che per viverla devo lasciare le mutande sporche, scusatemi, sul pavimento o non devo passare il bagno ogni giorno. Cioè, ogni tanto c'è un'idea di come vivere un luogo che può essere diversa, però un luogo si può vivere con i bambini che giocano, con le attività o altro, poi mantenendo, come dire, in ordine, rispettando quegli spazi. Cioè non è che una cosa esclude l'altra, che per essere vissuto deve essere proprio lasciato, come dire, esatto, con tutto quello che si può immaginare. No. Cioè, sentiamo Erika che risponde poi. Solo un secondo, okay, collegarmi al primo intervento del professore,
quando diceva che tipo la Basilica di San Francesco, no, che abbiamo visto che venivano fatti a margine le cose, quindi anche appunto il fatto del graffito antico non deturpava l'opera d'arte, veniva fatto a margine con rispetto, cose che adesso invece quando appunto si fa la pietra d'Istria, adesso mi fai una scritta sulla pietra, quello non è a margine, quello è deturpare una cosa. Ecco, volevo solo aggiungere questo. Erika, volevi rispondere te? Poi ci avviciniamo alla chiusura, poi possiamo darcele fuori tranquillamente, siete invitati ovviamente fuori, però almeno chiudiamo l'Ateneo e... Siamo da sangue qua, se non abbiamo vissuto col sangue. No, allora, volevo ricollegarmi a questo fatto di questa versione addomesticata dei graffiti, di uno spazio che ne so, l'amministrazione stabilisce, mette a bando e dice allora diamo spazio per 5 artisti che fanno questo. Io non sono d'accordo, la trovo una versione addomesticata del fenomeno e penso, mi viene da pensare al pronipote di Tosofei. Pensa che fortuna che ha. Centinaio di anni, quando si ritroverà a dire il mio bisnonno che cosa aveva fatto, vorrei ricostruire, vorrei proseguire il suo lavoro, che cosa avrà a quel punto? Cioè avrà una versione realistica di quello che era il fenomeno dei graffiti o gli verrà restituita una versione filtrata? Perché se diamo gli spazi attraverso un bando in cui è necessaria una progettualità, un bozzetto, abbiamo un filtro che seleziona delle cose e rimuove delle altre, e dopodiché eliminiamo completamente dal fenomeno tutta quella parte di graffitari, chiamiamoli così, che non sono artisti ma sono scrittori occasionali e spesso lasciano delle tracce che dal punto di vista storico e antropologico sono le più interessanti. Penso, come hai detto tu, le numerosissime scritte che sono comparse durante la pandemia. Quindi mi dispiace veramente per il povero pronipote di Tosofei, che avrà una visione completamente irrealistica della nostra epoca. Però se posso aggiungere solo questa cosa qua, in realtà questo argomento vale un po' per tutto, nel senso che, come l'archeologia insegna, quello che noi guardiamo è soltanto ciò che rimane, no? Quindi tutto, no, io penso che il 90% adesso viene fuori l'archeologo che c'è in me, 90% delle cose che chiaramente non troviamo, caspita se fanno parte della storia, solo che non lo potremo mai conoscere perché ci basiamo su quello che abbiamo, no? Volevo solo dire questo, giusto per farmi un po' partecipe di questa conversazione che da fuori secondo me sareste bellissimi. La chiudiamo perché insomma si è fatta una certa, come si dice in ambienti giovanili. Calma. Abbiamo vinto noi, pare evidente. Allora, il mio bisnipote avrà la massima libertà, magari mi diventa un writer, quindi io allora purtroppo devo dire la vicinanza di Desi Marangon mi ha contaminato, quindi adesso guardo, lo confesso, a ogni tipo di manifestazione grafica con un occhio diverso, cioè il mio occhio che si è formato in questi anni ai graffiti storici guarda anche ora, ecco, quando percorro i portici di Bologna, tanto per citare qualcosa che è stato nominato prima, che sono patrimonio dell'UNESCO, no? Io devo riconoscere anche il divertimento che provo nel leggere. Quelli però sono dei messaggi che mi arrivano. Ecco, la differenza che io concettualmente in qualche modo rilevo tra il passato e quindi i graffiti del passato che comunque mi raccontavano qualcosa, cioè io mi trovo davanti a qualcosa che ha 4, 5, 600 anni e in qualche maniera, anche se non ho tutti gli strumenti, no, per riconoscerla, anche una figura, no, ancora mi manda un messaggio. Io verso le tag, per esempio, ho personalmente un problema, perché ne riconosco, ne intuisco
ne capisco anche in qualche modo il fenomeno, no? Però ai miei occhi, io sono anche vecchio, quindi insomma, però rimane un po' conchiuso, no? in un circuito che è un po' autogenerativo. Ecco, io rilevo questo problema, no? Peraltro è un'espressione culturale che non è mai avvenuta prima nella storia, prima lo diceva, no? Carlo Tedeschi, che il graffito, così come lo si ritrova, è essenzialmente espressione, no? dell'individuo. Queste sono forme collettive che nel passato anche di Venezia troviamo, ma troviamo in modo particolare il 48 veneziano, no? E quindi tutti i graffiti che inneggiano alla neonata Repubblica, che si fanno collettivamente per un evento, per un'azione, no? Per una circostanza. Io sono diventato, come dire, molto fatalista, nel senso che noi gli oltre 6.000 segni che abbiamo raccolto in questi anni di lavoro, noi reputiamo con una stima assolutamente come dire, ottimistica che possano rappresentare circa un 15% ecco, di quello che potremmo trovare oggi se per esempio i 100 fra chiese e monasteri che sono stati abbattuti nel corso degli ultimi 150 anni si fossero conservati. E quindi anche rispetto a ciò che vi dicevo prima, rispetto alle scritte pro Putin e contro Putin, alle scritte pro che sono meno e contro il Green Pass, no? Che in qualche modo solleticano il mio interesse storico, sono altrettanto fatalista. Quello che è arrivato fino a noi nei secoli è ciò che sostanzialmente è sopravvissuto. Ecco. E quello che continuerà a sopravvivere di ciò che stiamo facendo oggi sarà materia per gli storici di domani, forse anche il mio proprio nipote. Ecco. Vorrei aggiungere un'ultima cosa, che è un po' anche la filosofia di questo festival. Più che dare risposte univoche, raccogliere una pluralità di risposte, di punti di vista. E a questo proposito vi chiedo, chiudiamo con una domanda, ma non vi sembra un po' reazionario cancellare dallo spazio pubblico quello che non capite o non vi piace o appartiene a una minoranza? Ma pubblico e privato sono due cose diverse. Pubblico e soprattutto, esatto, qua volevo arrivare. È pensabile che la facciata di casa mia, che pure è una proprietà privata, io possa considerarla estranea a tutti i fenomeni grafici che coinvolgono lo spazio che è poi urbano, cittadino? È davvero pensabile o forse è un po' un'utopia igienista anche questa? Ma diciamo che sì, mi ricollego un po' a quello che dicevo prima. Come dire, lo stare assieme implica il rispetto di regole condivise. Quindi soprattutto in un contesto come quello veneziano o comunque delle città storiche, un muro privato non è completamente privato, perché se un edificio ha un vincolo paesaggistico o addirittura un vincolo monumentale, quindi ha una tutela più rafforzata, è chiaro che non si può fare quello che si vuole, semplicemente perché essendoci tanti interessi, tutti meritevoli di tutela, che possono confliggere tra di loro, è necessario un contemperamento. Quindi la compressione, diciamo, di un diritto, di un interesse, non deve essere considerata sempre come un qualcosa di negativo, se consente poi ad altri interessi di poter, come dire, vivere e convivere con un bilanciamento, insomma, ecco, tutto qua. Bene, allora io direi che chiudiamo, Erika, ci beviamo uno spritz con Nicola tirandoci i cartoni. Esatto, potremmo andare avanti all'infinito e insomma nulla vieta, ripeto, di poter continuare al di fuori dello spazio dell'Ateneo Veneto. Direi ad Alberto che assieme a Daisy magari potete chiudere. Siamo ai saluti finali. Esatto, i saluti finali. Io ringrazio tantissimo Andrea Ceresa e Erika Volpicelli perché si sono apertamente e coraggiosamente esposti oggi in un ambiente parzialmente ostile, parzialmente però. Ringrazio Nicola Tognon e Barbara Battagliarin che hanno difeso le loro ragioni, Marco Paladini ovviamente che ha rischiato di prenderle invece.
Il festival è oggi alla sua penultima giornata. Domani Urbs Scripta conclude, lo ricordo, con una visita al Lazzaretto, lo ricordo, ma anche vi dico non ste venire perché siamo già pieni, esatto, che sarà condotta da Francesca Malagnini, che ringrazio fin d'ora, insomma, tanto ti ho nominata prima, insomma, ecco. E poi appunto domani sera, dopo la caccia al tesoro che prenderà vita in tutta la città, l'appuntamento è verso le 19 sotto il Teson della Pescheria Granda a Rialto, dove si mangia, si beve e c'è il DJ set, quindi ci pareva la maniera migliore di concludere tutto. Quest'oggi no, quello è aperto. Quest'oggi abbiamo studiato, abbiamo suscitato nuove domande e abbiamo avviato, a me piace pensare che sia un dialogo, a me è sembrato tale, insomma, ecco, tra anime molto diverse che però in qualche modo si occupano, di cultura visiva, di occupazione degli spazi pubblici in maniera diametralmente opposta, ma insomma, se non alla ricerca di punti di contatto, almeno siamo andati alla ricerca di ragioni. Questo già mi sembra molto importante. Sì. Foto. No, così. Io mi sono